Siamo in diretta. Operazioni preliminari. Le operazioni preliminari. Oh yeah. Oh yeah. Le operazioni preliminari ci danno una mano per crescere meglio. Allora, valutiamo. E si valuta, ragazzi, si valuta. Perfetto, ciao. Siamo. No, che cazzo faccio? Scusate, ho aperto un programma che non dovevo premere. One moment, please. Ok. Allora. Si entra nel fantastico mondo dello zoccolo duro. Una squadra bellissima. Allora, salutiamo Barocco che mi manca, il bell'uomo, l'uomo che mi ha imitato in tutto, anche con l'ernia. Michael Francone, che ormai Francone è uno dei candidati, anzi Francone è sicuramente un nuovo acquisto. Giancarlo Calise, Federico Bartolucci, anche Federico Bartolucci un po' meno di Francone, ma se continua così ha buone speranze di entrare nel fantastico mondo del cume. Federico Levati, Amedeo Doni, David Beckham, Marco Caffiero, Giancarlo, Maurizio Michelotto, Luca Molinari, Giancarlo Calise, Giangrosso, Daniel Andrew, Mattia Accoti, Federico Levati, il buon Palla, Mattia Meli, Andrea Giuseppe Tornatore. Perfetto. Ragazzi, arrivo subito che ho il telefono in carica di là. Datemi 30 secondi il tempo di sistemarmi il pacco e arrivo. Gongolo. Ok. Allora, salutiamo chi mi son perso. Zincaro, Alamos, ok, Tinkoff, Federico Levati. Bene ragazzi, allora qua purtroppo c'è un cume disperato, un cume che ormai è degradato a porco dell'impero. Ragazzi, ci saranno grosse foto tra un po' per il carnevale veneziano. Mi sono ordinato il costume di Darth Vader con spada da 85 cm che non sono il pacco e la mia fanciulla invece è vestita da principessa Leila, ragazzi. Quindi ci saranno molte foto in casa Cume. L'impero sta tornando. Vediamo un attimo però 6 settimane ancora. Bene, sono cose belle della vita. Eccolo Terence. Oh Gervasi. Ciao Poleman, ciao porco. Oh Gervasi, Rodolfo Valentino che sta facendo una stagione indimenticabile e Gervasi ci ha abbandonato anche sulla chat. Gervasi, per cortesia, la vogliamo di più presente, Gervasi. Che sta giocando benissimo. Quindi Gervasi più presente. Grazie Gervasi. Venezia-Napoli, partita durissima. Con il Bode che ormai è più morto che vivo. Mencarelli sta il crollo di Menca. E mettiamo il Duca, dobbiamo giocare così intanto, purtroppo. Cannistrare una buona forma. Visto che il rumeno ci ha abbandonato per la patata, che per carità può essere anche corretto se la mettiamo così, anche se però il cume è più importante della patata, a mio parere. Però vabbè. Punti di vista. Ciao Alessandro Marotta. Gervasi, per piacere, la voglio più presente perché sta giocando un calcio a cazzo. A Picella è andato, Il presidente ancora non c'è, mettiamo Giangrosso perché è proprio stanco a Picella. Mamma mia, ho sbagliato, era troppo corta la squadra. Proviamo Eyman capitano. Cappelle comendiane, capita. Amedeo Doni. Dai ragazzi. E andiamo. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Bisogna assolutamente vincere per non perdere il treno scudetto perché Poleman ci crede. Eccolo qua il piccolo Eyman. Il piccolo Eyman per il maestro Venezia e Napoli.
È tutto pronto e Il prontissimi Bode siamo fare anche gol noi. straordinari per più Luca di un Marchegiani e mese, Fabio Caressa per veramente questa un telecronaca. disastro. Un Fratelli saluto della a la te pausa delle Fabio e a tutti nazionali i qualcosa, no? telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di Eh gol sì, e fascia, spettacolo. proviamo la fascia a Paul Francis Heyman. Guy, Che subito, giocata che ha fatto Hamsik. subito Hamsik, subito male chiaro. E Si non pulisce poteva così. mancare un'occasione del Dopo genere. un minuto di gioco. Hamsik Ciao Tonin, eccolo qua, la fogna umana che che deve riscattare una stagione dell'anno scorso dalle 1000 delusioni. Dark Stars Hamsik realizza la sua seconda rete si in parte questa male, stagione. non pensare adesso le prime. Quando cominciamo sono sempre troppo E distratti. passano in vantaggio. Dai, per Sono piacere. partiti fortissimo. Il Bode. Siamo L'arbitro stanchi, non ha siamo dubbi. stanchi. Calcio di punizione. Dai sveglia raga, dai sveglia, domani sono anche a casa che mi sono preso un giorno dopo la giornata pesante di oggi, quella di mercoledì, quindi mi sono preso un giorno. Heyman, Daniel Andrew, E toglie la palla dalla zona rossa. Callejon dimostra di saper fare anche il difensore. La generosità Dai, che ha fuori, mostrato dai. anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Trova un traversone dalla Alessio tre quarti. Apicella racconta Ottima discesa sulla Paul destra. Heyman Guy, no scusate, grazie Apicella, l'unico uomo che è sponsor Madonna comunque ragazzi, Apicella, il presidente Provano a che ripartire fa di da soldi, dietro. la sua prima arma di seduzione. E non solo, anche il vicepresidente Alamos, Insigne. un altro pazzo. Ci sono pazzi in squadra, però adesso io vi Subisce voglio bene, fallo, siete guadagna persone calcio di punizione. meravigliose. Quando ci sarà il raduno ci divertiremo a sbrega, però sarà organizzato in primavera ragazzi, quindi chi vuole venire a Venezia benissimo. Però, eccolo qua Rodolfo, per adesso pensiamo al Si calcio. ricomincia dal I portiere. soldi sono belli, sono importanti, vedere il Cume è ancora meglio, però adesso pensiamo a giocare. Basta. Prova la giocata nello E voglio anche spazio. Terence al raduno, non mi interessa. Voglio il pacco di Terence. C'è il tiro da lontano. Si sfoboda una Terence, ecco Terence è Il così. pallone esce Quando di si sveglia Venezia. Terence sono cazzi. Adesso però concentrazione, se no il presidente ci paga il culo. È il cavaliere dell'Apocalisse. Comunque il soprannome è che per Gian Grosso, Grizzly, come l'orso. Quindi per la sua altezza e per la sua potenza. Ottima pressione la Vuole sua. vangare, Palla sopra basta recuperata. divagare per cortesia, sono Prova io il il primo a filtrante. farlo come mister. Rodolfo Usai. Valentino prova ma non ce la Buon fa, lancio. attenzione, bravo Mito. E la palla finisce al portiere. Dai ragazzuoli, purtroppo manca Agi oggi, ha preferito la patata. Non si capisce il perché. Il Bode. Attenzione, il maestro, Ottima parata del peccato, dai portiere. Fioi, non si Qui può il perdere in portiere ha casa. tirato giù la saracinesca. Allan. Ecco il maestro che ha iniziato. Callejon. Ragazzi, chi può, poi ne faremo altri, comunque ormai il canale è segnato, Allan, nel senso con la il palla canale alta sulla è fascia. nostro. Quindi punto e basta. Vai Heyman Guy, Paul Heyman Guy. Attenzione, musica e magia Heyman, scatenato Heyman. Però questi leziosismi sul 3-0 Sulla vanno destra. bene, quando perdiamo no, grazie. Bell'1-2. Cannistrà Palla in per il profondità Duca. sulla fascia. Il Duca, brutto errore del Duca qua. Nasdaq che è cominciato un po' in sordina questo terzo anno e dopo 2 anni sublimi Nasdaq Albiol. sembra leggermente più stanco. Fauzi Gulam. No, però Grizzly è Hamsik, bellissimo ragazzi. autore di una rete in questa partita. C'è Lorenzo Cosa Insigne. Alamos? Perché Alamos ogni Cerca tanto spazio. decisione che deve mollare? Ma cosa, una pernacchietta? Cioè Alamos non può lasciarmi. Riceve in Io ottima capisco posizione. prima il gol e poi mi muovo. Vuole tirare. Questo è Alamos. Tiro davvero da E dimenticare. stiamo Da divagando quella ancora posizione comunque. doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Ok, grande maestro. Sì, però ecco, non voglio fare vabbè, i premi, se non vince il veneziano, gol 2 al Milan, mi incazzo, però è un gol epico, secondo me. Con Prova la assist giocata epico. nello spazio. Attenzione il Bode, E trova bene il compagno. il Bode non ce la fa. Terence prova una cosa un po' improbabile di testa da fuori area. Usai prova a giocarla dentro dalla Dai, distanza. ragazzuoli. Si libera la grande. Ocio. Vuole la profondità. Terence. Prova la giocata nello spazio. Terence per il Bode che fa un Lunga, erroraccio. lunga, troppo lunga. Queste situazioni in cui c'è Ragazzi, superiorità sta giocando numerica male, vanno raga, sfruttate bisogno di decisamente carica. meglio. Ti prego Terence, dai tu la carica, che la Palla dai in sempre in maniera out, ci positiva, sarà rimessa Terence, laterale. grazie. Callejon. Lorenzo Insigne ha spazio per affondare. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari.
Pallone morbido verso la Comunque fascia. Michael Francone può essere un acquisto di gennaio e dopo ne facciamo uno a giugno, perché forse serve un attaccante. Purtroppo non mi può arrivare Rocco, è fuori. Belic Effettua un ormai cross sta dalla trovando la tre sua quarti. dimensione al Bursaspor. C'è spazio, occhio! Quindi vai Bode, ma è da solo, cazzo. Un predicatore nel C'è deserto. spazio. La dà il Duca, Grande dai Duca. movimento nello spazio. Terence, Cross in aria. peccato. Heyman. Serve la grinta di Terence. Palla larga Un in momento profondità. dolce di La Terence. gioca in Cerca aria. di vedere l'Apocalisse. E la palla viene respinta. 1-0, partita giocata Primo tempo malissimo. che si per il conclude momento. dunque qui. Non è stata una prestazione Frame molto bassi, convincente, lo so, possono inizio fare sempre molto così, meglio di prova a fare così. questo, Devono vediamo recuperare se fiducia e non funziona. farsi prendere dalla A smania volte di funziona, rimontare. raga. Che domaroni. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Il Venezia adesso Attenzione non al Bode, deve adesso farsi però prendere pensiamo- dal nervosismo e pensiamo cedere alla tentazione adesso di gettarsi in avanti a in modo pareggiarla minimo il scomposto, Bode, bellissimo facendo tiro. saltare tutti gli equilibri. C'è ancora tutto il Scusate, secondo tempo Cannistra, davanti per ribaltare il il nostro risultato. maestro, porca miseria, però Cannistra è salito in cattedra anche lui. Ok, dopo guardo, presidente. Attenzione, musica e magia per Salta, Terence. colpisce in Terence testa. fuori di un Occasione soffio. clamorosa, ha tirato in maniera No good, no inguardabile. Sembrano proprio più determinati in questo secondo tempo. Ora il Ma gol per potrebbe arrivare in Francone ho in qualsiasi mente momento. un altro 9 per Francone. Dopo Ci andiamo a mette il vedere, fisico vedere e un conquista il po'. pallone. Prova il filtrante. Attenzione il Bode, Riceve pensiamo il questa partita passaggio. ragazzi, ai prestiti che roba ci pensiamo portiere dopo la caccia perché stiamo lontano. giocando male. E intercetta opportunamente, visto che La l'azione era prendista di Chopin. pericolosa. Insigne. Comunque Kyle Heyman Horn. ha coniato un nuovo soprannome, ho coniato per Heyman, oltre musica e magia Heyman, come d'incanto Riceve un Heyman. pallone interessante. Come d'incanto Ottimo Heyman. intervento. Ragazzi, Ha mi visto il ispira Heyman, pericolo la sua ed è bellezza, riuscito il ad suo modo di anticipare giocare. l'avversario. Heyman è un pittore, cazzo. Prova il tiro. Bella Heyman! parata! Perfetta la parata. Heyman! Ha mostrato una gran classe, Mamma mia. un'autentica parata Sta d'istinto diventando questa. forte. Heyman, difesa svelta Api, e vediamo perché voi in mente giocatore alla Karl-Heinz Rummenigge, Kaiser Francone, questa era la mia idea. Dopo vediamo Francone cosa dice, sembra poi che stiano lo vedo puntando così. sugli esterni Comunque adesso. Barocco è quello Senza veloce. dubbio. E tu che Barocco ne è la pensi? seconda punta Penso che abbiano veloce. deciso Bode di seconda giocare più punta larghi potente, per come creare più prima punta spazi, per bestiale. avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Ci può stare secondo me. Vuole la profondità. Attenzione, vediamo, Va al adesso vediamo tiro. cosa ne pensa che Francone. Jorginho riesce ad allontanare. Sì, Heyman stava Lorenzo regalando Insigne. una prodezza degna del miglior. Ti piace come d'incanto Cerca Heyman? spazio. Bode, E trova il il compagno. Duca la sbaglia. Ma la Poteva recupera e essere un referma. gran pallone, peccato, questione di centimetri. Vediamo se a Heyman piace il soprannome perché per me è importante capire se può piacere anche il secondo soprannome coniato per il piccolo Heyman. Usai Attenzione Terence vai di bamba, Terence di bamba, se ne va. perfetto. Terence, Pallone in aria. attenzione il Bode, che gol! Assist di Terence, arma letale Bode. Sentenza Bode, non c'è il cube, il Un Bode cross fa il suo lavoro, perfetto. Non 1-1 poteva sbagliare. e va bene, C'era 1-1 scritto, e va basta bene. spingere. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da Però fare voglio per il capire portiere. Francone cosa ne pensa di Kaiser Francone. Si Alla ricomincia da una Karl-Heinz situazione di Rummenigge, non so parità. se lo conosce Sono di Francone, nuovo non so in quanti anni parità. ha, però. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Usai effettua un traversone della tre quarti. Dai ragazzi, dai. Vedo movimento a bordo campo. Adesso Sì, ci sarà andiamo a dunque un vincerla, cambio fra cazzo. qualche Andiamo a istante. vincerla. Bisogna fare anche dei cambi. C'è Terence che praticamente Bella è morto, palla, un uomo ad allargare il drogato gioco. morto. Non ha Cose che avuto si vedono fortuna tutti i con giorni il sul suo campo da suggerimento in calcio. profondità. Però esiste anche Buona questo. l'intenzione A del casa passaggio, Terence. ma non l'ha Allora, calibrato anche bene e Heyman è per gli morto. avversari non è stato Entra difficile Incisi, fermare palla un l'azione. uomo che non si è ancora capito il perché non riesce proprio a farla su. Mamma mia, anche il Bode è morto. Ragazzi, purtroppo bisogna fare questo. Ok, allora Michelotto lo mettiamo qua. Siamo finiti però, siamo finiti.
Sposti Sidoti qua. Mamma mia raga, come siamo corti. Come siamo corti. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. No, Michelotto appunto è troppo lento. Lo mettiamo, diciamo, un trequartista pesante. Michelotto la dà al Cavaliere dell'Apocalisse. Occhio al cross. Dai la beffa, ti Buona prego. lettura difensiva. Perché se non meritiamo assolutamente, cioè meritiamo forse il pareggio è più giusto, però Napoli ha fatto un tiro. Noi abbiamo il tiro di Eyman che palla in out, ci sarà rimessa laterale. È arrivato il momento dell'ultimo cambio. Purtroppo di ragazzi posizione della siamo squadra. decimati. Un errore del Cume, anche il mister sbaglia. Michelotto galvanizzato dal gol in Europa League. Michelotto la dà a palla, dai pallina. Vai pallina. Non ci credo con la pallina, Tango però non è cattiveria. Ottimo Tango disimpegno, fondamentale. Il capitano, dai, Michelotto capitano, lo merita. Un uomo venuto dal nulla, un uomo bullizzato anche da sua madre, è diventato un fenomeno. Tutte le donne lo vogliono, le leccano la pelata. Passaggio in avanti. E andiamo. Il Napoli sta Il portando maestro un sacco con di pareggio non lo uomini in butto mezzo comunque con all'area. Napoli. Sì, si sta Attenzione, dà il arroccando in Duca, difesa. il Ma Duca, questa un cross tattica e abbracciamoci. concede tanto Palla, campo agli avversari da Michelotto. tre quarti. È No, una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai No, Michelotto vincendo e tira sei piena letteralmente come- assediato dagli avversari che Michelotto provano a dare il come tutto come per prende il tutto. palo. Ma farlo per periodi prolungati, Fabio, può essere Ciao pericoloso. Essex. Ciao Essex, cosa è successo? No? Callejon, autore di un Michelotto assist stava oggi. regalando il gol vittoria con Napoli. Attenzione Il Cannistra. Venezia tenta il tutto per Cannistra tutto. per palla. Caccia di un gol in Palla. zona Cesarini. Palla è sempre capitano. Raul Albiol si Attenzione fa trovare Pintus. al posto Nasdaq. giusto e allontana. Daniel che assist di Andrew. Prova il cross. Attenzione Michelotto. Lincoln. Traversa. E c'è il gol. E c'è il gol. E c'è il E gol. adesso possono tornare a controllare il match. Di Sidoti. C'è il gol di Sidoti. Ecco il Concord gol, Sidoti. davvero rapinatore E adesso d'aria. c'è il Ha soprannome. avuto un Concord guizzo da Sidoti. grandissimo attaccante, di Concord quelli che Sidoti. intuiscono prima cosa sta per accadere. Se non c'è in chat scriviamolo. Michelotto prende anche la traversa. Ma Sidoti la mente. Ma Sidoti la mente. Concord Sidoti. Adesso conducono. Anche Non se so se solo c'è con un Sidoti gol lo di scrivere in scarto. chat, ma Mai Michelotto, darli per palo e spacciati. traversa, Apicella Sono di nuovo in pazzo. vantaggio. Apicella Ora sempre devono più cercare pazzo, di comunque la resistere. ribaltata, non ci credo. Stiamo calmi. Fauzi Gulam. Comunque Mertens. il Cume l'ha azzeccata, il Cume ha azzeccato i cambi. Ma Michelotto, che Si sono sfortuna, attenzione, intestarditi palla per il possesso palla sogno, a vai centrocampo, pallina mia. senza mai cercare di Niente da affrontare. fare, la pallina però Non se recupera la sono e la giocata bene in riperde. questa occasione, per la Il verità. I Duca. tifosi infatti rumoreggiano. Ragazzi, Buona mi raccomando, conclusione. scrivete gol di Sidoti che può decidere la partita. Mancano Il pochi suo secondi alla soprannome è fine. Concord Sidoti. Il Venezia deve resistere sono ancora ispirati, qualche sì. istante. Nasdaq. Daniel Andrew. Cerca spazio. La nostra Tocco pallina, vai preciso. Tango, lo vedo un miglioramento Tango. Sidoti. Ma Sidoti. Che Jorginho. partenza di Sidoti. Lungo passaggio in avanti. Che partenza. Ah, la mosca dell'Apocalisse, Michelotto capitano. Queste sono scene Vuole la bellissime per un profondità. uomo venuto dal nulla. Sidoti Palla vuole al anche il centro. cross, palla. Cross allontanato. niente di Michelotto, un palo, una traversa. Voglio il commento di Michelotto, forse non l'ho vista. Si È vince tutto. il pezzo. L'arbitro dice che Venezia può bastare e fischia la Napoli fine della 1. gara. Siamo in Una lotta grande scudetto, reazione da relax. parte della squadra, non si sono mai disuniti nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Comunque Erano Michelotto, ti partiti prego, male, commentami ma sono una riusciti sfiga a imporre il clamorosa, un proprio palo, gioco. una traversa, ma Michelotto, ragazzi, porca puttana se ne vedi, adesso Michelotto, dammi ragione, ho fatto bene a lasciarti in panchina tanto, ti stai gasando adesso. Si sta gasando e Gigi Palla c'è. Si parte da 3 punti fondamentali, anche se siamo morti. 3 punti fondamentali. Michelotto, raccontami 2 pali per piacere. E soprattutto concordi con me che ho fatto bene a lasciarti in panchina per mesi e mesi. Ti sei svegliato e adesso non ti ferma più nessuno. Michelotto quindi può giocare anche da 3 quarti. Intanto la confermo, però ci sarà qualche cambio forse, Grande Michelotto, grande. Siamo in 53 intanto. Mamma mia che classifica, sì, calma però, calma, questo è un sogno che finirà perché siamo troppo stanchi purtroppo. Apicella convoca, non è cambiato nulla, grandissimo Api, però qualcosa può cambiare perché il centrocampo è il problema dell'Italia e qualcosa sta per cambiare nella testa del Kuma. Dopo andiamo a vedere, adesso c'è la Roma all'Olimpico.
Attenzione, guardatelo, guardatelo, gasatissimo il Kume, che sta diventando un allenatore mondiale. Purtroppo non può giocare, quindi si sta dedicando alla panchina e i risultati si vedono. Michelotto Sidoti, sentenza pura. Allora. Daniel mi è piaciuto, lo riproponiamo. Mito purtroppo è abbastanza morto, quindi entra Charmi che ha fatto qualcosa di epico. Grandissima parata a Siviglia. Zincaro sa sempre bene, io direi di partire così. Però no, c'è Pintus che è leggermente morto. E allora possiamo rimettere Alamos, anzi Alerek che è messo meglio. Picella torna. Rodolfo c'è. Eyman è un po' stanco. Riproponiamo palla. Eyman devo preservare, che Terence è stanco. Però Michelotto sulla fascia no. Terence deve tenere duro. Vai. Vai, grande Luca. Madonna, anche il Duca. Ho partito anche lui senza pretese. Puttana miseria come è diventato anche il Duca. Oggi si affrontano Roma e Venezia. Ricordo che chi vuole un Michelotto, chi o Alamos, che vicepresidente, chi vuole può scrivere quello che sta succedendo per Agi, che c'è qualche gol incredibile, poi qualcosa. Piena di gol e spettacolo. So che voi, posso contare su di voi, non ho un ruolo in questa Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? No, non sto giocando nel fermo, sto un giocatore solido, di grande sostanza. Si è perso il culo. Lui è molto efficace nei tackle, ma allo stesso tempo ha una grande visione di gioco che gli permette di smistare palloni di qualità. Che ragtime, no, è un centrocampista che gioca a tutto campo, sarà protagonista in questi 90 minuti. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Un uomo che amiamo, bellissimo, uno dei uomini più eleganti della squadra. Rodolfo Valentino non a caso. Prova la giocata nello spazio. Ancora Gervasi. Cerca spazio. Pensiamo alla partita adesso, bravi, ecco, quando Terence fa così, non dovrei incontrarlo e abbracciarlo. Terence, quando diventerò più grande voglio diventare come Terence, cazzo, questo è l'obiettivo. Strootman. Ho un obiettivo, cazzo, un grande. Veramente, un uomo competente di calcio, competente con la verticalizzazione. Di Formula 1 e anche palla di in profondità sulla fascia. E adesso però regalaci il primo assist della partita. Pallone in aria. Mette fuori il pallone. Sidoti. Concorda, scivolando la mette. Sidoti. Cerca il tiro. Sidoti. Un grande riflesso qui. Ottima la parata del portiere. È stato bravissimo. Questa è una grande parata. Cross del Bode. Cato. Non può arrivare su questo pallone. Strootman. Vai ragazzuoli. Bisogna portare a casa altri 3 punti, la classifica è altissima. Il deve ringraziare l'allenatore il per il presidente l'ha risultato detto, prima o poi vuole alzare una strategia scelta dal mister che sarebbe bello. È stata sicuramente una delle chiavi della vittoria. Giocatore, un allenatore, sì, mi sembra evidente, ha deciso di alzare il baricentro della squadra nel momento giusto. Segue la sua squadra. È stata una scelta coraggiosa, ma che alla fine ancora Sidoti è stata premiata con un risultato positivo. Attenzione, bruttissimo suo tiro. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione, purtroppo non ha trovato il gol. Ma senza veneziano però. È vero che il Bode è sostituito fino all'egreggiamente, però mancano un po' le giocate di veneziano, voglio sentire un po' i commenti della squadra. Sì, Sidoti, ma poco c'è la palla lunga in avanti, cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ancora Sidoti, mamma Sidoti. Il Duca. Cerca la profondità, bellissimo per Terence. Purtroppo offside. L'arbitro con l'assistenza del guardalinee dice che c'è stato offside. Fuori gioco c'è. Prova a metterla subito in aria. Grazie Dark. È andato a Gelsenkirchen, non l'ho proprio capita la sua scelta, vuole crescere là. È vero che ha dei difensori forti davanti, però Dark Star si è sempre fatto trovare pronto. La stella nera, la stella oscura. Sì, Dark Star. Poi c'è Alice Beck che ci sta abbandonando adesso che è in prestito. Non me l'aspettavo la Tognin. Si sta abbandonando così per un anno in prestito. No! Mamma mia. Il calcio senza Tognin non ha senso. L'ho voluto pungolare Tognin. Come Barocco sono sorprendito da dietro. Cazzo. Vai Il Bode. Prova il tiro. Bello.
Stiamo giocando, ci siamo stanchi, vedremo a fine stagione come arriveremo. È chiaro che forse dovremmo scegliere un obiettivo a metà stagione, Manolas. troppo, però adesso pensiamo a tutti e tre, poi vediamo. La Coppa Italia è quella che mi interessa meno, chiaramente, anche se però è una coppa importante. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Ancora parità, 0-0. Si fa fatica, raga, si fa fatica. Per te bloccare a centrocampo, Gervasi, La butta Rodolfo. in mezzo. Attenzione, arma letale Bode. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Fazio. Dai ragazzoli, dai, si può vincere anche all'Olimpico. L'anno scorso Buona l'ha la decisa profondità. il maestro Cannistrà all'ultimo secondo, all'ultimo istante. Attenzione, eccolo qua il presidente Apicella. Tutti vogliono il gol dell'Api, arriverà, lo so. Gigi Palla per il rumeno. Agi, il Bode purtroppo Poteva non ci essere un arriva. contropiede interessante questo, peccato. Grandissimo Palla dal rumeno. Primo tempo che finisce qui. 0 Venezia FC. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. L'assenza del Comenda è vero, assolutamente. Più che unito, secondo Partiti. me, E lo speriamo ha che questo rafforzato. Si secondo è tempo possa responsabilizzato il regalarci gruppo. grandi Non emozioni. poteva segnare solo il Come. Finora entrambe le squadre si Aleric. sono dimostrate estremamente Daniel attente Andrew, e concentrate, il Duca, buono, ma nel il secondo Duca, tempo il Duca bene, comincerà Meccarelli un ad po' affiorare la riposo adesso. stanchezza e la situazione Il potrebbe Mecca può tornare cambiare. più forte di prima. Attenzione, il Bode la mette in mezzo, Palla, niente da fare proprio per Palla, ormai per Palla è così, è un momento veramente impossibile. Fazio. Il nostro tango, la nostra pallina, cazzo. Prova la giocata nello Se spazio. segna Palla viene su tutto, lo so. Forse più anche Intercetta Attenzione, opportunamente, brutto errore. visto che l'azione era pericolosa. Charmi la rinvia Ottimo bene. Charmi sta disimpegno, giocando la spazza parecchio via. quest'anno, per i suoi standard. Palla, bravissimo per il Bode che però è un predicatore nel deserto. Cerca la fondo. Predicatore palla Bode. Ha fatto quel che può, ma il Bode Intervento non ha difensivo certo queste molto caratteristiche. tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Il Venezia arriva a questa partita reduce da una vittoria bella ma sofferta nell'ultimo turno. Alexandro. Mi sembra che Gigione abbiano deciso di palla, non forzare Gigione il bravissimo pressing per per Daniel non Andrew. sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze rumeno. giuste, puntando a intercettare Il Bode, la palla, peccato. piuttosto La che nostra intervenire in pallina. tecnica, proprio per non Bravissimo correre il Gigi. rischio di farsi superare Bravo con le Gigi giocate e in poi ecco profondità Gigi si o perde. addirittura Gigi nell'uno si contro perde. uno. C'è niente da fare. Ottima progressione, palla al piede. Manolas. Partita ancora completamente aperta. De Rossi. Ma no, Questo è porca fallo, miseria, non me ha l'ha dubbi fischiato. l'arbitro. Allora bisogna fare qualche cambio perché la squadra è troppo stanca. Tenente, dobbiamo dargli un turno di riposo. Un po' di riposo, vai così. E Meccarelli qua. Alexandro in forma. Posto di Zincaro mettiamo Maurizio Michelotto. Vai Mauri. Il nostro Gulliver. Riceve in ottima posizione. Fra 100 anni racconteranno dello zoccolo duro. Il pallone è sulla Qualcosa sinistra. ai nostri Ora figli, cosa ai nostri succederà? nipoti racconteranno di 20 amici Continua ad che avanzare hanno verso l'area. sfidato il mondo. Mette in mezzo il In traversone. simpatia, vai Bode! Attenzione, Ecco il tiro. il rumeno! Poesia in movimento. Aveva già capito quando non dove c'è, sarebbe segna finito il sempre, pallone. sempre polemico. La Agi, difesa ha però. sbagliato, ma lui è stato bravissimo Proprio a sangue seguire rumeno l'azione scorre nelle e a vene. indurli all'errore. Grandissimo Agi, Venezia vuole segna segnalarlo, il gol gol di che Agi. sblocca la gara. Così si impara ad L'allenatore ora andare. si trova di fronte a una scelta molto importante, Clamorosa, se continuare intanto così l'ha messa. oppure effettuare un cambio tattico. Certo, se vuole agire No, lo deve attenzione fare De Frel, nei no prossimi Gregori, minuti. no Gregori, no Gregori. Bravissimo Posizione Charmi. Apicella interviene benissimo. La Roma ha un'impostazione di Geometra, gioco ben ancora precisa Api, che la cerca di Assassina, sfruttare al il massimo le presidente. fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e Michelotto. cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per Molto disunire la sfortunato difesa Michelotto avversaria contro e per creare il pericoli Napoli, partendo dalle ancora fasce con i Picella. cross. Sontuoso Api che la dà a Rodolfo. E l'arbitro Ah, assegna ok. un calcio di punizione interessante. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Stiamo calmi ragazzi,
Stiamo calmi perché stiamo calmi. Attenzione Alerek. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Attenzione Alexandro, calcio d'angolo, corner. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Charmi sta crescendo Vediamo tanto. compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Attenzione Michelotto! Maurizio pulisce! Ora doppio vantaggio. Signori, è la stagione di La Maurizio difesa era ben schierata, è riuscito comunque a trovare lo Michelotto. spazio e a insaccare. Che bella storia, raccontata divinamente da Paul e Magari. Paul Buffa racconta Maurizio Michelotto sul canale di Paul e Manciano. E ha avuto Grandissimo Michelotto. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Stiamo calmi. Si riparte da il un nostro 2-0. Gulliver, che Un gol stagione determinante, con due reti di Occhio, eccola scarto qua la possono sapevo, anche permettersi di gestire la Apicella, partita. scusate, non mi ricordo mai che in Appoggia sulla difesa fascia. c'è Alessio, presidente, Apicella, con il suo punginione, distrugge gli avversari. Buono, il presidente, manca solo il gol del presidente. Verso la fascia. Comunque grande assist del Bode che si mantiene sempre su Manolas. grandissimi standard col cross, veramente grande. Ancora un ottimo intervento difensivo. Attenzione il Bode. Prova il Il filtrante. Bode vede Agi. Attenzione Apicella, Se ne va. La mette in the mezzo. crazy Api. Non Spazza so il che pallone. dice, mi mette anche in difficoltà questa Difficile arrivare su un traversone del L'uomo, genere. l'unico uomo che fa dello sponsor la sua arma di seduzione, nel senso che ce l'ha, ma se ne fotte. Fallo, Questo è il calcio di presidente. punizione. Questo è il presidente, raga. Apicella però appunto non vorrei mai che Passaggio in avanti. veramente io penso che Apicella è una persona adulta e responsabile e gran lavoratore a questo punto. Intervento al limite. Cioè, non so Mi è sembrato veramente regolare. che dire, so solo che siamo in una posizione di classifica un po' alta, di poco, Ancora 4 di minuti poco da alta. giocare. Nainggolan. E Michelotto ha fatto bene, fatto bene. L'arbitro lo chiama, cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Sì, davvero pazzo, Api è il nostro presidente. Se speriamo non sia come Cragnotti, fa vincere lo scudetto e poi Cerca di superare la bancarotta, difesa con preghiamo il questo Signore per pallone lui lungo. e per noi, perché così il Venezia fallisce e ripartiamo dalla Lega Pro. Michelotto anche là, no. Si chiude dunque la Roma sfida 0, con il fischio Venezia 2, dell'arbitro. signori. Una questo vittoria Venezia assolutamente meritata. Sono scesi in campo penso sia molto concentrati, alto si è in visto classifica subito, hanno adesso, dato il massimo. Adesso possono esultare. Spesso sfruttare bene le fasce laterali diventa una garanzia. Vediamo la classifica, vede il Venezia al secondo posto, a 3 punti dalla capolista. Si fa pesante il distacco accumulato dal Frosinone. Queste sono mie frasi storiche. Comunque siamo secondi a -3, ragazzi, siamo secondi. La faccio segnare solo Michelotto. Bologna-Venezia, si va a Bologna. La squadra purtroppo sempre più stanca, ma per il momento. Oh, tutti ci vogliono adesso, eh? Guardate Alexandro, bellissima foto di Alexandro. Però adesso voglio vedere come siamo messi a forma. Oddio no. Il Bode rotto. 11 settimane rotto il Bode. 11 settimane rotto il Bode. Oddio, proprio adesso è finita. È finita. È finita. È finita. È finita. È finita. È finita così il sogno. È finito il sogno. È finito il sogno, la Madonna. È finito il sogno così. È finito il sogno così. Per la prima volta i 2 attaccanti fuori. Ragazzi, dobbiamo creare Francone. Non so se può venire a parametro 0, non lo so. Ma intanto lo creo e spero. Deve entrare Francone. Incredibile. Incredibile quello che è successo. No, non ci credo. Stiamo buttando via tutto, Stiamo buttando via tutto, ragazzi. Non ci credo. No, non ha senso, non ha senso. Il gioco è bastardo. Anzi, il destino è bastardo. Io provo a creare Francone. Sì, ok, Michelotto, che ti amo, hai fatto 2 gol stupendi, ma porti anche sfiga, però. Cazzo, cioè, mai rotti nessuno in attacco, sino per tutti sto anno, Dio Cristo. La Madonna.
Vaffanculo, vaffanculo. Michael Francone, se ti piace Karl-Heinz Rummenigge come ispirazione di attaccante potente, Kaiser Francone, ma porca puttana. Ma vaffancuore, vaffancuore. Sì, ma siamo messi male. Vediamo cosa mi risponde Francone. Ok. Sì, lo so, il presidente lo so. Il presidente lo so, lo so, presidente. Mi scuso, ma mi girano i coglioni. Francone, 20 anni. Francone è italiano. E adesso, incredibile, anche il bode, però un po' di fisico, cazzo. Cioè, porca miseria. Posizione registrata, punta. Punta e può fare anche... No, solo punta. Francone è solo punta, non interessa niente. Allora, Francone. Bisogna vedere se riusciamo a tesserarlo. Lo stilista si è incazzato, lo sapevo. Allora, sarà così, Francone. Sarà un giocatore fortissimo in avanti, però con carenze da altre parti. Allora, io direi, vabbè, 85 in offensiva, che già nessuno è partito mai così. Controllo palla 75, dribbling 75, passaggio 70, passaggio 70, finalizzazione 88, no, facciamo 85 perché non può partire troppo più forte, calci piazzati 70, effetto 70, colpo di testa 88, dai, abilità difensiva 70, recupero palloni 75, potenza tiro, poi chiaramente cambiamo, 76 di velocità, potenza 87, allora controllo del corpo, dopo che era, sai, troppo alto, lo so già ragazzi, però devo fare un attimo una cosa, elevazione 84, lo so già che è troppo alto, presa 40, respinta 40, riflessi 70, copertura 70, resistenza 80, frequenza per il debole 3, precisione per il debole 3, forma fisica alta perché è potente, senza infortuni 3. Vediamo quant'è, 86, ok, allora, perfetto. Allora abbassiamo il colpo di testa 84. La potenza del tiro a 82, potenza dirompente 83, 82, 82, 82. Troppo forte. Colpo di testa 80, potenza tiro 80, 80, 80, 80, 84, abbassiamo ancora di poco, abbassiamo il dribbling a 70, controllo di palla a 70 e recupero palla a 70, velocità 70. Perfetto, anzi velocità magari mettiamola un poco di più, 73, ok. No, Rocco non torna, deve stare un anno per forza. Ok, abilità, lui è il classico, allora lui mettiamo come capacità. Colpo di testa, tiro di collo, finalizazione acrobatica. E spirito combattivo, proprio un attaccante di quelli proprio anni 80, opportunista. Rapace d'aria. Ok. Aspetto ragazzi, vado un po' su rapido per il caso lo cambio dopo, tanto posso farlo. Cerco di farlo un po' standard, diciamo, quindi non incazzatevi. Chiaramente tutti i nostri giocatori sono belli. Ok. Qua teniamo così, poi le modifico dopo ste cose. Tanto sono cose, diciamo, questa è una bella fronte cattiva, questa mi piace. Sopracciglia, vediamo.
No, mettiamo la classica. Ho delle sopracciglia troppo folte. Ok. Ecco, un proprio classico cattivo porco. Ok, naso. Eccolo qua. Va più che bene. Una bocca. La bocca media. Una bocca media. Allora, qua. Ok. La barba assolutamente no. Guance bello squadrato. Bello squadrato. Ok. Zigomi un po' pronunciati. No. Ok. Mascellone un po' alla ridge. Ok. Capigliatura. Mettiamo una capigliatura asciutta. Lunghi. Aspetta un attimo. All'indietro mi piace. Attaccatura 1, larghezza normale. Come rasati. No, ci sta così. Colore capelli. No, così non mi piace. Che sto biondo fa un po' cagare. Questo è tra tutti il biondo che preferisco. Accessori non servono. Eccolo qua. Ok, fisico statuario 1,96 per 88 kg. Questo lo mettiamo un po' a posto. Altezza spalle una bestia, larghezza spalle una bestia, dimensione petto, stretto di bacino. Vabbè, così teniamo, così poi modifico dopo. Stile divisa. Allora, è un attaccante così, lo vedo da Adidas però. Allora, le Adidas che preferisco per un bomber così cattivo. Eccolo qua. Nastro non me lo vedo, guanti giocatore sì in inverno nere, perché comunque vuole fare anche il figo, scaldamuscoli no, maniche estate corte e lunghe, rimboccato, senza calzini normale, canottiera no. Movimento. Mettiamo tutti il 2, ormai li so a memoria, voglio il 2, la punizione tanto non è un giocatore da punizione, va bene questa, calcio di rigore, mettiamo questo, esultanze andiamo come sempre a random, se non mi piace no, 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 ancora sta stronzata, no, no, troppo semplice, stiamo qua 2 ore, no, no, Peter Crouch anche no, oh ma Francone, porca puttana, no, questa è del Bode, anche questa è già presa, questa ci sta, questa sì, mi piace, ok. Perfetto, è entrato anche Francone. Ok, adesso speriamo bene ragazzi, se no sono dolori. Ciao geometra, eccolo qua. Sì, si è rotto pure il Bode purtroppo. Campionato master, carica. Boh, preghiamo. Teoricamente i parametri 0 possono, come si dice, sì, è vero che c'è il regolamento che chiude dopo, però chiude.
Eyman, un'offerta per Eyman da Ludo Gorez, mamma mia. Allora, vediamo se abbiamo culo. Trattative, ricerca avanzata, Francone. Francone, eccolo qua. Ingaggia 15 milioni. Speriamo, ragazzi, preghiamo il Signor che ci sia dalla prossima, se no non lo so. Va bene, purtroppo non c'è adesso, ma lo sappiamo. Allora, visto che Michelotto, diamo un regalo a Michelotto col Bologna, stava facendo gol a manetta. Terence è morto, visto che tutti lo vogliono. Micro, diamo a Zincaro un po' di riposo. Giangrosso a Piccella è stanco. Capitano Michelotto, dai, diamo l'onore a Michelotto, se lo merita. Palla Eyman, bla bla bla. Andiamo. E tutti contenti. Ragazzi, speriamo in Francone, ragazzi. Intanto che Francone in squadra, è incredibile. Ragazzi, piazziamo Francone su Telecast. Michelotto per CCTV. Bologna e Venezia. Lo pretendo subito Francone su Telecast. Una pretesa. Tutto pronto. Sei contento, Francone? Dai, che scrivi, perché è un onore a gennaio, È un onore per te, quindi spero nella tua felicità. Però se non sei su Telecast mi cazzo. Adesso pensiamo alla partita che siamo leggermente problematici. Allora, che belli, il Bode e il Cume abbracciati in panchina con la stampella, con uno striscione meraviglioso, i gemelli del gol, sempre i nostri affaticamenti per i giocatori. Tornate presto. L'allenatore dovrebbe considerare il turnover. Bravo Michelotto. Adesso noi pensiamo alla partita, sì, Michelotto mentre gioca chiede Telecast. Eyman Gai prova la giocata nello spazio. Attenzione Michelotto. No, non rompiamo che Michelotto, grazie. Palla giocata alta sulla fascia. Ok, l'username è Michelotto, guarda bene, mi raccomando, non vogliamo altri vecchi. Qui può partire il contropiede. Michelotto. Se ne va. Michelotto, dobbiamo puntare tanto su cross e palle alte, perché dovrei per tutta la mia vita, ma no, vedere Maurizio Michelotto in avanti. Che storia. Palla recuperata. Prova il filtrante. Michelotto, beh ragazzi. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. La cosa più bella di Michelotto. Chiaramente se abbiamo problemi mettiamo un giocatore più veloce. Proviamo Gai in attacco, sulla fascia. Piccolo però è velocissimo. Sui doti. Attenzione il Concorde. Mamma mia Alexandro. Eyman. Che botta. Bravo Eyman. Sono stati graziati. Ecco Micro che entra in campo. Ha perso palla in maniera incredibile. No, Francone, non è quello il tuo. Non è quello di fare l'username home page di Telegram. In alto a sinistro 3 barrette, impostazioni, cambio username. Bomber Francone è un Karl-Heinz Rummenigge potente, molto potente, magari non super tecnico, però super potente. Che bravo, grande parata. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Ok, allora puoi dettare il nome a il buon. Prova a verticalizzare, cerca spazio. Me l'immagino già. Destro. Buffa racconta, vuole la profondità. Michael Francone, spazio sulla fascia, l'attaccante la giocata nello spazio. Occhio, no, ce lo meritiamo. Mamma mia, ce lo meritiamo, stiamo cazzeggiando. Ciao Nasdaq. Micro machine. Spazio. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Eyman Gai. Prova il filtrante. Nasdaq che qua con noi adesso. C'è il lancio, grande intuizione. Respinta della difesa. Michelotto punta, sono morti sia il Cume che il Bode. Non ha avuto fortuna grande con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Il geometra. Il Duca per una cosa improbabile in 12 stati. Il rumeno ancora. Il rumeno ancora imperterrito. Ma porca miseria. Che ottimo disimpegno, fondamentale. Non può tornare Barocco purtroppo. Prova destro. Prova la giocata nello spazio. Si libera la grande. No, dormitissima. C'è spazio per calciare. Grandissimo Mito, fa il salvataggio, ma poi la sbaglia.
Il rumeno, ancora Mito. Mamma come soffriamo, Lungo passaggio in sapevo avanti. io, troppi infortuni. Michelotto, Maurizietto mio, Maurizietto. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Simoni Palla fa il intercettata, pippone obeso. ottimo il suo senso della Io posizione. sono il pippone obeso, l'ho sempre saputo, sono nato così, in un triste Cerca giorno spazio. di fine Eyman, perché la stagione È in posizione per il cross. fallo. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Madonna, poveretta Dolores, la mia L'arbitro va a cantante dirgli donna due straniera parole. preferita. E lasciamo qui perdere. forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Ah, il grande Alessio Musetti, adesso lo vedo. No, Musetti è tornato, ragazzi. Calcio di punizione. Musetti siamo in era uno posizione dello defilata. zoccolo duro, Musetti, ci ha lasciato e ritorna così. Eyman, La difesa fa il suo, allontana la Pintus. palla. Prova il tiro al Ho volo. capito che Nasdaq è il figo della squadra, però. Destro, si fa avanti in territorio Ok, nemico. bravo Gervasi. Destro, cercano l'azione veloce. Il Venezia Il rumeno. si salva in questa Il Duca. occasione. Quando sei in inferiorità numerica devi Ciao essere Christopher, deciso, Michelotto. non puoi pensarci Michelotto troppo, non lento sono ma di ammesse cuore. esitazioni. Bellissimo cross di È Michelotto, stato veramente peccato. bravo e ha evitato un gol quasi certo. Io metterei Terence punta. Ok, adesso Prova vediamo. destro. Sì, onestamente I due giocatori Michelotto non fanno fa niente qua. sportellate. D'accordo. Primo tempo che finisce Musetti è qui. tornato. Nel calcio bisogna il essere grande concreti. Musetti. Hanno costruito ottime occasioni, ma Il sono Musetti, assolutamente se- mancati in fase Musetti conclusiva era sotto uno porta. dello zoccolo, Gli era uno della attaccanti squadra. devono essere più calmi, Ci ha altrimenti non abbandonato. segneranno mai. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Allora, vediamo. Allora, mi dispiace però togliere Michelotto, capitano, prima da capitano. Ma sacrificati per Michelotto, scusami. Non ti incazzare. Ti prego, non ti incazzare, grazie. Però a Michelotto voglio dargli questo premio. Anche se hai giocato bene, Paul. L'ho visto bene il trequartista Michelotto. Si riparte per il Corre di secondo. meno così. Finora siamo Micro. ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si No, sblocca. Alex Beck torna. Cioè, è in prestito un anno, come tanti, come Barocco che c'è sempre, e non fa più, non commenta più, non scrive più. Ecco Tognini. Mamma Se mia, ne non lascia va. in prestito, non lascia in Palla prestito larga l'altro in anno se profondità. continua così. Destro, Che miseria. Tognini, Yoga Bonita, è proprio vero, un porco, tra i più lodri in Serie A. Grazie Eyman. Il rumeno. Eccolo Vuole la Terence, profondità. ecco la bamba. Dai Continua bambone, ad avanzare attaccante verso l'area. Terence che comunque il physique du roll ce l'ha per fare la punta, è bravo di testa, è forte in piede, c'è la palla è lunga veloce, avanti. potente, molto completo. Prova il filtrante. Attenzione Sidoti, concordo. No, concordo con la È tutto puttana. solo là no. davanti. Guadagna Bravissimo. metri. Ragazzi, adesso però per piacere concentrazione perché a Bologna anche se siamo veramente messi male a livello fisico Safir Taider. e di infortuni dobbiamo assolutamente tentare l'impresa. Vai, Senza Daniel. dubbio gli avversari gli stanno Tentare un riservando sogno un chiamato trattamento Champions speciale League, che oggi. non penso Sì, capirà. gli stanno incollati addosso, proprio non lo Invece mollano. presto. Nel prossimo anno forse. Se Tony Poteva si essere un svegliasse. contropiede interessante questo. Cerca Peccato. spazio. Attenzione, Può cercare il Giangross, taglio in mezzo. un po' E per fare passa. qua Cross. Grizzly. Michelotto, vai là, bravissima spondona. Ha imparato l'alcume e la mossa della Destro. sponda. Destro. Prova la giocata nello spazio. E a tu per tu con il portiere. Ancora Mito, ancora Queste Mito. situazioni in Il cui c'è cacciatore delle superiorità stelle. numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Micro machine. Prova il filtrante. Geometra bellissimo Prova per la dai Terence, verticalizzazione. effetto Serra, rigore. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Hai capito Prova che a non ci danno scavalcare il proprio centrocampo con il gioco, passaggio. Ah, bene. Safir Taider. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Bravo Terence che la recupera, Vuole la incazzato profondità. Terence, incazzato nero e il colore della sua pelle lo dimostra. Attenzione. Passaggio in avanti. Si libera la grande. Cerca Destro, la fondo, palla gran via. numero ma Gervasi, Palla in Rodolfo, avanti, verso il l'uomo compagno. invisibile. Dai Terence. Ci mette il fisico Si e vede che conquista il Terence, pallone. purtroppo, Prova a saltare il centrocampo. non è in forma, ma d'altronde questa è la squadra. La mette in avanti. Terence ancora Ottima problemi. pressione la sua.
Palla recuperata. Spero che 2 attaccanti rotti su 2. Oh, Michelotto, Subisce fallo su fallo, Maurizio. guadagna calcio di Calma, punizione. calma Maurizio, calma. L'arbitro si avvicina, può starci il cartellino. Ciao, che infatti Simo arriva. Board. Giallo. The Ham Style. Il mitico The Ham Style, ragazzi. Un uomo che ha scritto pagine indimenticabili. Un uomo che se torna tranquillo e se torna spesso può essere veramente il jolly. Era veramente un pazzo The Ham Style, ragazzi. Un pazzo figo, però. È tutto Il sport, pallone no? ha superato la linea, rimessa laterale. La palla è uscita, sarà rimessa laterale per loro. Ragazzi, però peccato, sta pagando proprio. Guarda, Alexandro morto. Dovevamo addirittura mettere Zincaro qua. E Cannistra per Michelotto, che si è veramente andato. Terence capitano lo merita, però la squadra è finita. Serve una pausa che non arriva. Interessante. Siamo l'Europa League la prossima. Molto bene. Mito la butta C'è su. mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Porca miseria. Palacio. Però con la squadra lunga se c'è gente in panchina che si lamenta. A sto punto meglio così, però. Intervento difensivo molto tempestivo. Mangiarsi una stagione che può essere grande devastante. determinazione. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Brutto l'intervento. E adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Dai, cacchio, dai, Cannistrano, si è ancora collegato il nostro maestro Gervasi. La partita sta ormai per terminare, a quanto pare questa volta non riusciranno a schema conquistare la peggio vittoria. di Lucescu all'Inter, che cacchio. Grizzly, bravissimo Grizzly. Gervasi, la potenza di Grizzly, porta, ma la difesa ha chiuso bene. l'eleganza di Rodolfo. Molto alla fine. L'attenzione spingere per trovare vai il gol della Bamba vittoria. Terence, Bamba Terence. Si gioca. Effetto Serra. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. C'è no, cosa è successo? Ah, fallo su Terence. Il Bologna ora ha 3 giocatori ammoniti. Una buona occasione qui negli ultimi minuti. Terence. Palacio dimostra di saper fare anche il difensore. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. E siamo nei minuti finali di recupero. Daniel. No, dalla Terence che era solo Duchino mio. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Fallo del Duca Ammonito. Cataclisman, fatalità. Abbiamo Rummenigge ed è entrato Cataclisman. Beh, Cataclisman me lo godo. Cataclisman è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto. Grande Cataclisman, ti stimo. Comunque livello massimo, Bomber. E l'arbitro dice che può bastare. Giornata piuttosto deludente, una partita molto finisce tattica, qua 0-0, non sono 2 punti persi a Bologna senza uomini, ragazzi. È stata una partita interessante, tesa, combattuta. Alla fine... 18-23, rimaniamo secondi, però la Juve scappa, la Juve vince sempre. Attenzione, Michelotto e Iman Bode nella squadra del mese. Dobbiamo cominciare un po' a riflettere sulle convocazioni, che però ci rifletto quando dobbiamo fare quelle ufficiali. Europa League, Venezia, Lipsia. Mamma mia. Ragazzi, siamo sempre più nel baratro e purtroppo ho come l'impressione che non ci sarà il nostro mitico. Infatti non c'è. Porca non c'è purtroppo. Ok, mamma mia. Proviamo palla in attacco, che anche lui è fisico. Non so che altro fare, onestamente. Cannistra per Alexandro, almeno si riposa.
Nell'Enduro è stanco, Michelotto. No, beh, Zincardo da un po' che non gioca. Alerek. Persidoti. Anche Micro è stanco, ok. Andiamo così. Dai ragazzi, a tutti i telespettatori che assisteranno a anche se mi accontento di un pareggio onestamente, per come si è messo. Inizierà la partita. E purtroppo manca ancora Oggi tanto si a affrontano gennaio. Venezia e Lipsia. Io sono Fabio Caressa. Il maestro subito, compagnia. il geometra. Ci sarà anche Luca Marchegiani. Ciao Fabio, ciao a tutti. Gigi Palla, peccato. Ciao The White Gamer. Bravissimo Terence, concentrati e andiamo. Lungo Per passaggio questo in match avanti. di Europa League fondamentale. Con 5 punti siamo primi in classifica, ma chiaramente la classifica a fatalità è tra le più corte in Europa. Amen. Prova la giocata nello spazio. Zincaro, bravissimo. Vai. Amen Guy. Tocco morbido. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Gervasi bravissimo, non è mai fallo in nessun stato. Mangai. Vincarelli. Prova il filtrante. Apicella. Gigione palla. Gigione la gira, questo deve fare palla. La nostra pallina, Tango. Terence. Continua ad avanzare. Terence, prova a metterla in mezzo. Palla, palla, fuori poco di palla. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Ci è andato molto, è brutto molto pensare che un tiro ottimo. Alice Beck, Yoga Bonito e Rocco oggi non ha Marocco preso gol nei primi minuti del match, contrariamente a quanto spesso avvenuto nelle ultime partite. Ale è una crisi senza fine e stiamo annaspando. Attenzione, Ale la perde male ma la recupera benissimo, grandissimo The Crash. Eyman, come di incanto Eyman, musica e magia Eyman, Gigi Palla. Bell'intervento, il fisico ce l'ha tutto dice palla, che non capisco proprio palla. Decide di sfruttare la fascia. Pintus. Tenta l'affondo sulla destra. Nasdaq per il geometra. La mette dentro. Il maestro di poco fuori. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Vai, vai Cannistrare, non li vede bene, proprio il maestro. Bene. Non credo che avrebbe potuto fare meglio di così. Grande Nasdaq. Mamma mia, quando c'è Nasdaq in chat insieme a Terence è qualcosa provano di a ripartire da dietro. Siamo ancora sullo 0-0. 99 è stato. Prova a metterla subito in aria. Comunque, quindi c'è tanta gente che ci segue, però non è nella squadra e non... cioè, chissà. La squadra è aperta a tutti, se si collega. La posizione palla e si scrivono con chiaramente. La palla non è passata, poteva essere un bel po' ormai, perché è chiaro che ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. La giocata nello spazio. Charmi. Bravissimo Charmi. Stavo aspettando veramente Francone. Terence. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla. Bravissimo Terence di cuore. Terence non è una grandissima fondo in questo momento, però da sempre tutto. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Quanto manca, ma l'Alice Beck forte, però non la merda umana. Cerca l'uomo là davanti. Eyman. Eyman deve darla a Terence forse, ma recupera il geometra, ma la riperdiamo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a saltare il centrocampo. Grandissimo Rodolfo Valentino, sempre di classe. Terence non è la sua miglior forma e si vede, ma dà sempre un contributo incredibile. Eccolo qua, infatti. Gigi Palla fa qualcosa di incredibile per Terence un po' lento. Fallo, nessun dubbio. Neanche angolo. Ciao Manuel Giordano. Lancio lungo del portiere. Terence può far tutto. Terence, palla, grande intervento, dai palla, piano piano palla. Ottima pressione la sua, non è un palla recuperata. Attenzione, Cannistra. Questo sarebbe veramente il momento perfetto per sbloccare il risultato e andare a riposo in vantaggio. Un po' di attaccante. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Il portiere la calcia lontano. Rodolfo non la prende. Profondità.
Alelec la perde male in un C'è bruttissimo spazio punto. per calciare, prova la conclusione. No, Mito, la Tentativo respinge identico male. al precedente Mamma mia, e che anche il culo. risultato, per la verità. Barocco con calma, sì Barocchino, solo che sono concentrato perché siamo in un momento veramente di difficoltà. Mincarelli. Cannestra. Hanno ottenuto un fallo laterale. Pintus. Mincarelli. Prova il Cannestra filtrante. la dà molto bene a palla, vai palla. La gioca in Pintus. aria. Terence! No! Fotocopia, Mamma tra mia, l'altro, effetto uguale a quello serra. di prima. Hanno sbagliato, ma stanno creando diverse occasioni interessanti. Dai, speriamo che Ale tornerà più forte di prima. Ha fatto bene secondo me sto prestito. Ed Perché ecco che veramente arriva il non c'era fischio che decreta la fine del primo tempo. 0-0. Nessuno ha così trovato non il gol, possiamo si chiude fare per il 0-0 al momento. primo tempo. Inizia adesso il secondo tempo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la La prossima volta partita e lo decidiamo insieme. i spettacolo prestiti, migliorerà. comunque. Azione fallosa, nessun dubbio. Anche se ho bisogno di soldi, se devo comprare giocatori, per prestiti ci arrivano soldi, quindi siamo obbligati comunque. Prova a fare tutto da solo. Se ne va. Bravissimo Gervasi. Attenzione, Prova a mamma scavalcare il mia. centrocampo con il passaggio. Poulsen Gervasi. Mangai. cerca spazio. Fa fatica, raga, si fa fatica. Ottimo intervento. Ancora Gervasi, stagione Buona da la incorniciare per Gervasi. Ottima Attenzione, progressione, palla Cannestra. al piede. Cannestra. Pallone Non morbido c'è verso niente la da fare. fascia. Palla, è proprio la maledizione di Poteva essere palla. un contropiede Cannestra, interessante Eyman. questo. Peccato. Eyman, dai, tira fuori tu dal cilindro la Occasione giocata. da rete. Che sfigazza. Il Leipzig non sta facendo un pressing asfissiante. Sì, ce l'ho Cercano di 18, ma mantenere quello le sarà distanze, quando Fabio, finiamo con questa prudenza, perché sanno questa che gli avversari campagna che puntano durerà molto tanti sugli anni, inserimenti poi la in velocità e i ricolleghiamo movimenti con senza PES 18 con i Basta un giocatori però movimento, già un passaggio forti. riuscito Quindi sarà una e sono cosa in super porta. epica, Devono ragazzi, fare da attenzione a vedere, non sbilanciarsi troppo. si devono fare tantissime stagioni qua. Palla larga in profondità. Tenta il colpo di E c'è il testa. gol lì, E il insegna maestro un gol su Astis di importantissimo. Terence. Il Arriva così il maestro gol del così dal vantaggio. nulla, dal nulla. Bello il cross, ottima conclusione. Questo è Grandissimo, un prima fa colpo il di testa da passaggio il manuale, maestro, poi la palla. coordinazione perfetta E e Terence, l'impatto con come il pallone sempre. preciso. Tac. Niente da fare per il portiere. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Mamma mia, Il grandissimo, Venezia si porta in grandissimo il vantaggio, maestro. 1-0. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore ha funzionato. 1-0. Grandissimo maestro. Terence. Prova la Terence giocata dello lancia spazio. palla, l'occasione di una C'è la vita, palla palla. filtrante. Va al tiro. È stato splendido l'intervento del Ho portiere. perso di Qui velocità. il portiere ha tirato giù la Era saracinesca. non era chiaramente veloce come Eyman. Mi sembra che stiano puntando È sugli nato esterni come un adesso. giocatore che Senza veramente dubbio. doveva dare E tu che ne fastidio ad pensi? Eyman. Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare Mincarelli. più spazi, Il per avere geometra. maggiore libertà nella gestione del pallone. Prova un traversone dalla tre quarti. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Prova il filtrante. Si libera la Attenzione, grande. se ne va Bruma, questi 3 punti sono fondamentali per piacere. La gioca bassa. Ancora Gervasi. Prova a verticalizzare. Ancora Gervasi. Mamma mia. Cannestra. Colpisce il pallone. Bravo Charmi. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non Grande una parata Cannestra. semplice. Poi. Vediamo i portieri che rinviano di merda, questo è ufficiale. Cerca spazio. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. È un momento cruciale per entrambe le squadre. L'arbitro gli si avvicina. Può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Non sbaglia dal dischetto. Freddissimo. Parità. Nonostante la pressione è stato perfetto e non ha sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Si riparte di nuovo in parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria.
Costringe l'avversario al fallo. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Effettua il cross. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Prova a salire in aria. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Ha provato a ripetersi. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Attenzione! E passa! La butta in mezzo. Keita la mette sulla fascia. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Keita con il lancio sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa da fondo. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Provano a partire in velocità. Si libera la grande. Pochissimo tempo a disposizione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La mette in avanti. Prova a fare tutto da solo. L'azione si... Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Ancora una possibilità con questa punizione. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Vai a fare in culo quella puttana di tua madre. Fischia la fine della gara. Dio madonna, Finisce in parità. E nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Così, è stata una partita combattuta, le due squadre ma avevano tutte e due voglia dai, di vincere. Chi ha visto la per partita, cortesia, Fabio, può capire da solo perché nessuna delle due c'è riuscita. Bravi. Che arbitro di merda. Che arbitro di merda. E siamo ancora primi, quella troia di tua madre che fa pompini. Affanculo. Affanculo. Ma dove cazzo è Francone, madonna? Non stiamo più in piedi, cazzo. Ma è almeno in squadra. Ma non c'è neanche Francone. Ma cos'è? Ma dov'è Francone? Dove cazzo sta Francone? Ma non è arrivato almeno in squadra? Porca puttana che adesso mi girano le palle. Francone si unirà alla squadra, grazie. Beh, mi serve a molto allora. Mi serve con la maglia bianca, è morto. La morte di Francone, la morte di un uomo. Il Cume che sta spippettando ancora. Il Cume quanto? 4 settimane, via. Facciamo a tempo, non so. Non lo so, guarda, Terence, la mettiamo Terence in avanti. Fare in culo, va. Daniel Andrew. Che Gigi palla, le occasioni non le sfrutta mai. Non le sfrutta mai. Diamo un turno di riposo a Pinto, se non mi infarta in campo. Gervasi è morto, mettiamo Grizzly. Alamos.
per Sidotti, diamo turni di riposo, Zincaro lampeggia, Eyman Alexandro, andiamo e vaffanculo tutti. Un caloroso saluto a tutti. Benissimo, bello, siamo ancora primi, e Ancora silenzio, e e silenzio. si comincia. Siamo contro l'Udinese, so che La partita di oggi è tra le Venezia e balle. Udinese. Un saluto da Fabio Caressa con me per il Eyman, racconto di questa partita. questa la Ci sarà vinciamo Luca facile, non mi Marchegiani. interessa. Ciao Questa la Fabio, vinciamo è facile. bello oggi. Questa Guarda, si vince quasi mi facile. verrebbe voglia di Questa tornare si a vince giocare. facile. No, Eyman, cazzolina di... Ci prova. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono Ancora un costruire mese senza l'andamento della cume. gara. Come si è rotto, non so, il pene sinistro spazio. e il bo del pene destro, o viceversa. Mamma mia, oh, fatti col culo questi giocatori. Tocco preciso. Dai. Attenti al tiro. Dai. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Ma se va avere una squadra Tutto distrutta, perfetto, cazzo, uno a a parte il tiro Kiev in porta. che non so cosa mai sta Che che a dire la segnando verità si poteva stronzo, eseguire dopo da molto vederlo. meglio. Ma se vedo che solo un gol o un assist dello stronzo con la Dinamo Kiev, era giuro che lo inculo proprio, cioè proprio ufficiale. Prova il filtrante. Il rumeno. Il portiere la calcia lontano. Dopo c'è Rocco Barocco che fa i vestiti in Giappone. Vuole la profondità. Ed è colpa mia, lo so, La gioca me l'ha anche bassa. detta. Però non Ottimo posso disintegno, mai infortunato la spazza nessuno, a via. parte Alexandru 3 mesi e si rompono proprio le due punte. Non è proprio veramente, siamo stronzi. Occhio al Terence. tiro. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Sono partiti con molta determinazione, stanno Una stagione che cercando di potrebbe essere sbloccare la partita più in memorabile, fretta che ancora lo è, possibile. Certo, per incredibilmente, riuscirci perché con dovranno l'Europa fare League meglio nessuno in fase vuole vincere. conclusiva. Il campionato Prova siamo la giocata secondi, nello spazio. però se non teniamo il sto Prova il passo, morrono traversone. prima gli altri, torna il Cume, il Bode, ma crepa il mondo. Cioè. Occasione Questo è per il abbastanza contropiede. oggettivo, Cerca sinceramente. spazio. Ecco il Picella. tiro. Tiro davvero fa da il tiro, dimenticare. no? Fa il Un tiro contropiede adesso. molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Guarda, Appi, non li meritiamo. Appi, non li meritiamo. Non li meritiamo, Appi. Piuttosto usali per tempi migliori, ma non li meritiamo. Non li meritiamo, Appi. Usali per tempi migliori. È giusto così. Sono alla Appi, non ricerca di uno voglio spunto per così. far male agli avversari. Diciamo che non meriterei mai i soldi, perché alla fine mi diverto con voi. Questo è il Palla tuo modo larga per in dimostrarmi profondità. quanto ci divertiamo La e ti mette in ringrazio. mezzo. Incornata. Ecco, guarda, però non li meritiamo. Non li meritiamo. Tutto assolutamente. bello, ma la Non li conclusione non meritiamo. va a segno. Promettimi che se li meritiamo. Avevano Ti molte riposi un opzioni po', in area di Sergio, rigore. prego. Questo è il modo di attaccare. Ci provo, ci provo Appi, ci provo e ci provo Terence, ma sono abbastanza nervoso perché vedere un po' di robe così sembra alquanto bizzarro. Appi, presidente del Cuore d'Oro. Vuole la profondità. Cercano un modo per far breccia Attenzione nella Terence, difesa Terence con la avversaria. sua calma, la Prova il bamba. filtrante. No, Decisamente ma non fuori ne bersaglio mettiamo la una, sua ma conclusione. d'altronde L'azione di nessuno è contropiede è stata attaccante, siamo veramente 61 ottima. intanto. Peccato per il tiro. Non Ciao Marco, irresistibile. Marco 01. Marco 01. Ecco, Marco 01 se viene un po' più spesso potrei metterlo con un soprannome Ottima degno pressione la sua. Palla del recuperata. suo talento in Formula Cerca 1 del spazio. professore. Grande movimento nello spazio. Prova sul secondo palo. Però lo vogliamo un po' di più Marco 01. Può essere Lungo anche lui passaggio in più avanti. Perché comunque è un fenomeno. Non ha esitato a Va bene, farsi mi ha dato un sotto attimo e di ha avuto la calma, meglio. 01 col suo ciao Terence giustamente non è attaccante neanche lui. Prova un traversone dalla tre quarti. E intercetta opportunamente, visto che Sì, l'azione per era il momento più pericolosa. sbagliato, ti voglio bene Musetti, ma un attimo di camera poi pensiamo. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova la giocata nello spazio. Attenzione, Ottimo attenzione, passaggio, deve Madonna, tirare. Picella, ottimo intervento di Passaggio in Api, avanti. il nostro presidente, un uomo del Cuore d'Oro, cazzo, anche troppo. Passaggio sulla destra. Alexandro, il rumeno, non Cerca hanno di sfruttare benissimo lo il spazio sulla geometra. fascia. Pallone Il dentro. geometra prova a mettere l'attenzione Eyman di testa nel suo... Difficile arrivare Il su una azione rumeno! del genere. Mamma mia che bello, peccato. Attenzione, Daniel Andrew, no, l'ha presa benissimo, arriva Eyman. Prova il tiro al volo. Eyman, c'è... No, vabbè, no, ecco, Eyman mi ha serenato la giornata. Ma che cazzo fa, No, questo lo riguardiamo. Cioè, ma che cazzo? Ma che...
cazzo. No, questo segnalato è la bestia. Era avanti verso ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Appoggia il pallone largo con eleganza. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Sceglie di battere corto. La Pallone in squadra è aria. andata, ragazzi. Va di testa e c'è il gol dell'Udinese. E arriva così il gol del vantaggio. Abbiamo una Ha squadra trovato il finita, tempo ragazzi, giusto sul pallone e l'ha messa dentro. Sì, si è tuffato con il tempo giusto, davvero un bel gol. Guarda, sto zitto, ragazzi, adesso non mi... Guarda, sto zitto. 1-0 dunque. Ora hanno in mano la partita, ma È non saltato possono tutto, permettersi raga, è cali di saltato concentrazione. Colpisce. È saltato tutto. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Blackout generale, ma non da dovuto dalla squadra, ma dovuto dagli mostrato infortuni della grande stanchezza. precisione e visione di gioco. Andiamo i coglioni, lo so, sono sincero, Prova il raga. filtrante. Mi sta girando il cazzo. E trova bene il compagno. Vinto salva la baracca, Primo però tempo che non finisce, possiamo perdere Devono perché continuare a abbiamo credere in Togni se che fa il stessi, coglione a insistere Kiev, nel cioè loro modo di sinceramente. giocare. Così possono ribaltare la situazione. Il secondo tempo è cominciato. Per piacere. Il Venezia ha ancora un tempo la linea davanti, sottile nulla è che perduto, divide la risata ma deve da spaccare assolutamente tutto affrontare questo è secondo vicina, tempo con un approccio perché completamente così. diverso e prendere in mano la Adesso partita fin dal primo minuto della ripresa. cerchiamo di salvare il salvabile finché non arriva il porco di Francone e il Cume e tutti st'altri. Stiamo calmi e tranquilli. Adesso Api, fai il buono tieni i soldi per quando sarà al massimo, per piacere. Dedichiamoci un attimo alla squadra perché siamo avanti così. Vai. Adesso basta perché non è vero che Effettua un cross dalla tre quello duro quarti. deve reagire, cazzo. Vuole la profondità. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cerca spazio. Occasione. Attenzione, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Allontanare. Non ci credo. Il rumeno. L'Udinese ha offerto Grosso, un'ottima Grizzly, prestazione nell'ultimo rumeno. incontro, soprattutto dal punto di vista deve fare qualcosa anche Sì, lui, ha non preso chiediamo il delle massimo decisioni anche che a nessuno Terence, si ma siamo aspettava, è sfortunati. stato molto coraggioso e il suo coraggio Sconfitta alla in fine ha casa ci pagato. toglie sicuramente dalla lotta per lo scudetto che ottimo nessuno si disimpegno, credeva. fondamentale. E la Queste Champions situazioni in da cui c'è vedere. superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Terence e Mangai ci prova, ma la regala. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Prova a metterla subito in aria. Vuole la profondità. No, Trova Vita il compagno generale. in buona Mito si posizione. tiene a galla. Mito si tiene a galla, ma Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non Non sbilanciarsi. vinciamo più senza Sì, doppio attacco. Quanto cercano di serve tenere le l'attaccante, distanze ragazzi? giuste, puntando a intercettare Anche la l'assenza palla, del Bode è piuttosto super che pesante, intervenire in Terence. tackle, proprio per non correre il rischio di Terence. farsi superare con le giocate in profondità o addirittura nell'uno contro Non uno. possiamo tirarla fuori, ragazzi. Beh, non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di 0. Il tuo cazzo è meno di 0, Marcheggiani. Bella rete di passaggi. Alamos, dai, che Interessante un azione cavaliere sulla dell'Apocalisse, bravo. Dai, Daniel, dai Duca. C'è la palla lunga in avanti. Che la regala anche il Duca. Gigi, ma puttana miseria, un gol Gigi, un gol, un fottutissimo gol. Grazie. Mencarelli è morto. Entra Cannistra. Proviamo il talismano. Vai talismano, non so più su chi puntare onestamente. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che Oh, infatti Chino arriva. belli, c'è, Giallo. quanto manca anche il serbo. Grande Chino, grande Chino.
Vai Giangrosso. Sono veramente durissime. Provano a ripartire da dietro. Meno un pareggio. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro sappiamo. manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e Se creare riusciamo a fare gli almeno un spazi in qualche mezzo. punto anche se E hanno circostanze, ragione, poi perché quando per quanto torniamo tu sia tutti in bravo, non è forma sono facile dolori per gli passare se avversari. più stini a Dopo voler torniamo a sfondare 2 al punti, centro. mancano troppi che lotto. Maurizio. Tenta. E il portiere dice di no. Non ne viene Perfetta la una parata. proprio. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Ecco, per favore non Gino, grazie, ecco, non Gino. Prova la giocata nello Con tutto il spazio. rispetto, ma non Gino. Raga, per piacere. Prova il C'è filtrante. il Cume che sta sgolando in panchina, sta tentando tutte. Ma la squadra non ne vuole sapere, giustamente. Cioè, è Michelotto che Cerca amministra spazio. C'è un'opportunità. il rumeno. Non ne viene mezza, neanche una, neanche... Prova la giocata nello spazio. Attenzione. Matos. Attenzione al tiro. E il pallone finisce in rete. Un gol adesso è molto difficile da recuperare. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Matos porta a casa la terza rete della stagione. E si riparte da un netto 2-0. La appoggia sulla fascia. Palla al centro. Se la cava, la difesa allontana la palla. Allontana il pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Non è... Sì, ha ragione Paul. Senza attacco non puoi fare niente. Sarà un declino inesorabile, ragazzi, finché non arriva... Prova a saltare il centrocampo. Che sfiga. Prova il filtrante. Ha Alessandro, spazio per sulla cercare fascia. almeno di fare Se un ne gol della va. bandiera. Non ne E arriva neanche spinta quello. della difesa. Adesso è dura, ragazzi, non vinciamo da un mese. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Sì, lo so, presidente, lo so, però speravo in qualcosa di più, sono sincero. Cerca Forse di sono mettere mister un un po' pallone pretenzioso, interessante in però aria. abbiamo giocatori che possono fare dei Vuole finti la profondità. attaccanti, insomma. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Il Koeman ha voglia di Prova la giocare, giocata ragazzi, nello quando spazio. entro spacco il Prova con il Michelotto, toccopasso. buon cross. Sicuro qui il portiere che riesce a controllare. Finisce così, non c'è più tempo. Non hanno molto da recriminare, bisogna dirlo. Hanno dato il massimo, hanno sì provato a concretizzare, ma non ci sono riusciti. Non puoi concedere subito il vantaggio agli avversari. Arriva presto gennaio, ti prego. Siamo ancora secondi, incredibile, nessuno vuole vincere. Pensate con la squadra titolare, eravamo primi. Lasciamo perdere. La Juventus ha anche pareggiato. Manca ancora un mese, più di un mese manca. Fanculo. Manca ancora più di un mese. L'Italia vince, meno male. Ancora 2 partite a novembre abbiamo. Sì, me la ricordo, Alessio. E 3 partite, vabbè, però allora diciamolo, non c'è sorte. Veneziano sempre più scalpita, ma non entra. Ma Terence squalifica, vabbè, ma allora Bencarelli no, vabbè, ciao, sei proprio, guarda, diciamolo. Mamma mia, abbiamo la squadra decimata, ragazzi. Diamo un turno di riposo al presidente. Eyman titolare.
No, adesso non c'è proprio, scusate, ma è l'ultimo dei pensieri, i prestiti. Adesso scusate ragazzi, ma proprio bene la squadra. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Oggi si affrontano Venezia e Atalanta. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. Eman, grandissimo Eman. Passaggio in avanti. L'umore sicuro non è dei migliori, ma prova il filtrante. Lo stesso il Duca. Tocco preciso. Allontana il pallone. Rodolfo non la prende di testa. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Palla. Buon intervento difensivo. Eman la prende più di testa, Eman che palla. Il Duca sbaglia. Tocco morbido. Pallone intercettato tempestivamente. Mito. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Nasdaq, c'è bisogno anche del miglior Nasdaq. Canistra. Vuole la profondità. A nessuno. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire. E come mi hai donato? Forse mi hai donato su PayPal. Fanno così tanto movimento allora là davanti. Sì, Fabio, vogliono costringere la difesa ad allargarsi in modo da lasciare il centro scoperto per poi attaccare gli spazi. La super chat sì, vediamo solo se c'è PayPal, no però. Alexandro. Il Venezia ha vinto entrambi gli scontri disputati con questo avversario nella scorsa stagione. Vediamo se questo Ciao Presidente, grazie di tutto Presidente, sei sempre buona meraviglioso. Difensiva, sarà però calcio d'angolo. E allora la vedo. Adesso guardo, finita la partita guardo, grazie, troppo gentile, veramente. Con grande mestiere. Prova la conclusione. Grazie signor Presidente, è dura adesso. Difensore. Qui il portiere ha tirato giù la grazie The White Gamer. Dopo guardo, finita la partita. No, sceglie di battere cazzolina. C'è questi errori io però. E toglie la palla dalla zona rossa. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Cerca spazio. No. Daniel. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova la giocata nello spazio. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente Rocco. La posizione irregolare. Nonostante il fuorigioco l'intenzione era ottima. Sicuramente proveranno ancora questa soluzione. Fatica. Gervasi. La mette sulla fascia. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. No. Alejandro Gomez è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Occhio. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. Dai. E poi quando la palla arriva così precisa è difficile non andare in porta. Che c'è dura. Daniel Andrew. Vai il pallone vai sulla sinistra, ora cosa succederà? Mette in mezzo il palla. Cross respinto. Non la prende mai. Ottiene un buon calcio di punizione. No, fallo di Eman dove, dai. Il portiere la caccia lontano. Ciao Musetti, ciao, andiamo Styland. Cerca l'uomo là davanti. Palla non fa niente. Masiello. Cerca la profondità. Petagna, questa palla è per lui. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. La butta in mezzo. Ha misurato male la distanza qui. Effettua un cross dalla tre quarti. Canistra. Pintus. Palla in profondità sulla fascia. Alexandro. Cross deviato dal difensore, corner. Dai Eman, un cioccolatino Eman. Respinta della difesa. Non ne va mezzo. Allarga sulla fascia. Il rumeno. Palla verso il centro dell'area. Palla ancora niente, ma palla non la prende mai. Il cross è stato respinto.
Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Appoggia il pallone largo con eleganza. Che fatica ragazzi, che fatica. Gai. Daniel. Prova il filtrante. Attenzione, palla. Può segnare. Palla. Conclusione. La palla, mozzarella. Bel pallone filtrante, non è riuscito però ciao a concretizzare. Terence, ciao bello mio. Un passaggio è sempre da questa, manuale. non riusciamo ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Palla. No, ce l'ha fatta. Ottimo no, intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Il Venezia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Scambia palla con Eyman. Va bene Eyman, ti ascolto, sei il capitano. Proviamoti Eyman, dai. E il tocco è verso il portiere. Gira, si dota. Petagna. Dai ragazzoli, Gigi palla. Vuole la profondità. Vai Eyman. Riceve il passaggio. Bravissimo Eyman, come si muove bene Eyman. Sì! Eyman la dà il maestro. 1-0 positivo in questo secondo tempo, subito gol. Grande maestro. Questi tiri per i portieri grande sono maestro, la palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza Eyman ha fatto una giocata incredibile. Attenzione a bordo campo. Mamma mia, grandissimo, una sostituzione. Maestro. Si ricomincia dall'1-0. Qualsiasi grande cosa capitano. abbia detto loro l'allenatore ha funzionato. 1-0. C'è la palla lunga in avanti. Attenzione, bravissimo. Vedo che la difesa non sale più, non punta su chiudiamola. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta, secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un piccolo Gai. Bravissimo Gai, mamma Gai. Palla larga. Gigi palla ogni tanto si mette cosa di buono. Eyman Gai. Bravissimo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Vedo movimento a bordo campo. Sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Il rumeno per Eyman. Palla intercettata. Eyman, ancora numero di Eyman per il Duca, peccato, madonna, Eyman sta facendo. Cioè, Eyman ragazzi, è illegale 99 stati. Eyman è illegale. Cercherà di metterla in mezzo. mezzo. Vai Eyman, cioccolatino. 2-0 a casa. Ci mette la cioccolatino, testa. ma Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Servono come loro questi 3 punti, Bella palla, ad allargare il gioco. L'azione si sta facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Non paghiamola, bravissimo, si riscatta subito. Josip Ilicic ha visto partire il pallone, si è proposto anche bravo bene. Palla, questo deve fare palla, è nato per giocare così, palla. E dopo fastidio. Riescono a mettere fuori. E si sono intestardini sul possesso palla a centrocampo, senza mai cercare di affondare. Non se la sono giocata bene in questa occasione, per la verità. I tifosi infatti rumoreggiano. E trova bene il compagno. Dai, basta, 1-0, non mi interessa di come vinco, devo solo vincere, palla. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Palla non è tranquillo. Poteva essere un contropiede interessante palla questo, peccato. Incomprensibile. No, Grizzly. Alexandro è finito. Non abbiamo altre alternative. Dai raga. Cerca la profondità. No. Possibilità di tiro. Ilicic. E c'è il gol.
Non ne va una, non ne va. E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Josip Ilicic realizza il quarto gol stagionale. Non si vince più. Si ricomincia da una situazione ci rimontano di sempre. Sono di nuovo in parità. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente. Palla, vede Pintus, bello questo per Pintus. Pintus, come sai fare tu? Come sai fare tu, Pintus? Heyman! No. No. Josip Ilicic si fa trovare al posto giusto e allontana. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Qui può partire il contropiede. Guadagna metri. Prova la giocata nello spazio. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Il Venezia tenta il tutto per tutto. A caccia di un gol in zona Cesarini. Ottimo disimpegno, fondamentale. Masiello, Josip Ilicic, Alejandro Gomez, Kurtic. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. Prova un traversone dalla tre quarti. Prova a verticalizzare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla in avanti verso il compagno. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Finisce in parità e nessuna delle due squadre cosa ha preso su Heyman? Cosa ha preso che sia un risultato giusto. Altri 2 punti persi. Quarti adesso, siamo tutti là a parte la Juve, ma c'è la Sampdoria, ma troppe partite di novembre. Terence torna a destra. Cannistra. Palla, basta, me lo tiro i coglioni. Ok. Benvenuti a tutti. C'è una grande partita. Da un momento all'altro il Cuba scalpita, non ce la fa più, vuole sfogarsi tutte le schifezze di 3 mesi oggi fuori si affrontano Sampdoria e Venezia. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi. È veramente un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. Heyman ha sprecato una buona palla. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. E il rinvio arriva direttamente a lui. Terence, dai Terence a destra come i vecchi tempi, vai Terence, vai Terence. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Dai, dai, dai. Abbiamo buttato via punti su punti per colpa di un destino beffardo. Heyman Guy. E passa. Heyman. C'è il tiro davvero da dimenticare. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Si sono resi pericolosi già 2 volte nel primo tempo. Vogliono vincere questa partita e si vede. Terence. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Dodò vuole la profondità. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco.
Questa potrebbe essere la strategia giusta. Caro, faccio fatica a un bel impostare, lancio e un attaccante veloce possono scardinare qualsiasi difesa. Gervasi. La Sampdoria ha ottenuto un bel risultato nella scorsa partita, grazie soprattutto all'intelligenza tattica del proprio allenatore. La stampa ha giustamente sottolineato l'abilità dell'allenatore. Le sue scelte sono state audaci, ma si sono rivelate decisive. Usare a volte è l'unico modo per ottenere il maestro Eyman. Niente da fare, anche il numero di Eyman non è riuscito però a concretizzare. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Che difficile, meno male che un campionato veramente non è andato lontano dalla rete. Aperto, è un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Prova il filtrante. Vede Terence, perché in attacco davanti non abbiamo nessuno di altro, bisogna passare la corta. Eyman! Ancora fuori, e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. White, devo concentrarmi. Ha provato a ripetersi. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Duvan Zapata la gioca a sinistra. Cannistra. Cerca spazio. Il maestro vede perfettamente Eyman. Vai come d'incanto Eyman, come d'incanto Eyman. Occhio al tiro. Il Duca. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Non ci credo, ragazzi. Ci è andato molto vicino. Un tiro ottimo. Stiamo dominando, cazzo, anche con la squadra ottimo morta. Intervento. Anche con i morti in campo. Pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. E non entra a mezzo. Terence. Cannistra. Ancora bellissimo passaggio. Il portiere la calcia lontano. Abbiamo più esterni solo. Quagliarella. Però possono fare anche. Cioè no, più. Abbiamo ali. Scusa, sono un attimo concentrato. E conquista la palla. Da sta schifezza. Bravo Terence, Terence vede Eyman, dai. Come d'incanto Eyman. Ancora, ma porca miseria. Non incazziamo una. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Gioca una palla lunga. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Prova a verticalizzare. Prova il filtrante. Ancora per Eyman, ancora fuori. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. C'è mancato poco per trovare ancora il gol. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Alexandro. Ecco Zapata. Eyman. Ancora Cannistra che sta cerca di calcio poetico, calcio poetico. Sulla fascia, è libero. Terence. Attenzione al tiro. Tiro da dimenticare. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Può andare. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Zapata. Sidot. Duca. Vuole la profondità. Eyman. Cannistra. Che botta. È un grande riflesso qui. No, Terence. Ragazzi, non prendiamo in giro Eyman, fa quel che può, sta giocando anche troppo bene. Purtroppo lungo non è attaccante, si vede. E il primo tempo finisce qui. Non segniamo quest'anno. Questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo.
Vai, Cannistrà, lo sento il Cannistrà. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Il Venezia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Se ne va, prova a cross in aria. C'erano problemi strepitosi, ci può anche stare, da parte di Nastak. C'è la palla lunga. Nastak ha bisogno di veneziano. Terence bellissimo per Emangai. Ottimo pallone in profondità. Fisicamente Emangai non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Cannistrà fa quel che può, la recupera ancora il Canni. Colpisce il Duca fuori, non entra. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Siamo sul papel. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. 10 tiri in porta. Ma nessun gol. Ancora il Madonna, il maestro sublime. Il maestro sublime. Lungo passaggio in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Ecco Zapata. No, il primo tiro. Attenzione, buona, in gioco. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Si fa fatica, Gervasi. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Scusate. La palla viene respinta. Gigi per un Alexandro che non ha giocato bene. Alamos al posto di Pintus. E Michelotto per Zincaro. Dai Talismano. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Sì, Cannistrà concordo, sta diventando anche dopo quando tornerà l'attacco a 2 sarà da leader. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. La faida Eyman, cerca spazio. Nel duello Eyman, sono due trequartisti fenomenali adesso, tutti e due. Prova a verticalizzare. Palla larga in profondità. Bravissimo, palla. No, io cerco di vogliare palla verso la fascia. Chi sarà l'uomo del destino? Non possiamo non vincere neanche questo. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Cerca la fondo, palla al piede. Prova la giocata nello spazio. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. E credo si tratti di rimessa dal fondo. Apicella. No! Errore scandaloso di Apicella. Spazio, occhio! Mamma mia, Mito. E il portiere la fa sua. Mamma mia, mi ha rischiato la beffa più atroce del pianeta. Prova il filtrante. C'è un bel pallone in profondità. Ancora Mito. E in sacca! Un gol importantissimo! Ma porco diavolissimo di merda. Questa deve essere la svolta della partita. La Sampdoria ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. 1-0 dunque. L'allenatore ora si trova di fronte a una scelta molto importante, se continuare così oppure effettuare un cambio tattico. Certo, se vuole agire lo deve fare nei prossimi minuti. Incredibile, incredibile. Incredibile ragazzi. Manca tanto le parole di conforto del presidente. Vuole la profondità. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. C'è la palla lunga in avanti. Terence. Senza dubbio gli avversari gli stanno riservando un trattamento speciale. Il momento in assoluto più difficile, ma non solo per i risultati, proprio per tutto, la stanchezza, tutto. Notte Miki. Man. Per niente, non ci sono attaccanti, controlla, non potremo mai vincere. Senza attacco non si vince, ragazzi. Cerca la profondità. Ottima pressione la sua. Se non palla recuperata.
Palla. Prova la giocata nello spazio. Palla che non azzecca neanche, ora neanche per sbaglio fa una cosa di giusta. Palla. Dodò con il lancio in avanti. Il Venezia è nei guai fino al collo. A questo punto l'unica è gettarsi in avanti, a capofitto, non hanno più niente da perdere, non possono fare altro. Pret. Filip Djuricic. Guarda, fanno anche gli olè a Genova, che schifo. Che schifo, neanche giocato. Cerca spazio. Heyman. Continua ad avanzare verso l'area. Pochissimo tempo a disposizione. White, ma non so che formazione mettere. Lungo passaggio in avanti. Già non attaccanti, non possono ottenere una squadra Vuole la profondità. offensiva di là. Ha la possibilità di andare verso la porta. Si libera la grande. C'è spazio per calciare. Ecco che parte il cross. Ci prova. Se no, prova a giocare più in difensiva. Bel però. tiro, ma sul portiere. Finisce così, non c'è più tempo. Oggi non sono stati certamente fortunati, è vero, però ci sono anche delle colpe sulle quali dovranno riflettere. Forse nella ripresa hanno accusato un calo fisico e gli avversari sono stati bravi e... Mamma mia, ragazzi, non mi sento di abbandonare la baracca. Guarda, la Juve ha pareggiato ancora, incredibile. Quinto posto fuori dall'Europa. 13 gol fatti. E 13 gol subiti, incredibile. Mamma mia, un attacco di merda. Europa League, partita fondamentale contro lo Standard di Liegi. Attenzione, cos'ha Terence? No, questo è da screen, ragazzi, Idolo, te, no! Ti prego, Michelotto, vai di screen subito. Vai di screen subito, grazie. Cioè, l'unica nota bella è vedere Idolo Terence. Bellissimo, ragazzi. Bello. Ma non posso cambiarlo, se no non avendo sfrutto Cannistra e mani insieme non ha senso. Proviamo Terence qua. Ma Cannistra è ancora in forma, la facciamo così. Ok. Ok. Però proviamo a girarli. Partita fondamentale, ragazzi. Questa, ragazzi, è la partita delle partite. Non vinciamo questa e addio sogni di gloria. Ci è andata bene tante volte. Penultima partita del girone. Mi sembra impossibile che ancora le altre pareggino. Io sono Fabio Caresse, qui con me c'è Luca Marcheggiani. Ha ragione Emma, per colpa di sti cazzo di Fabio, e a tutti i telespettatori. Di non passare un girone che era tranquillamente alla nostra portata, nostre cagate, mamma mia. Prova a crossare. Sì, hanno dato uno sculato in maniera schifosa, è vero. Daniel. Palla. Bella azione sulla corsia di sinistra. Prova la giocata nello spazio. Attenzione a Daniel. Cidoti. Intervento al limite. Non mi è sembrato regolare. Cerca la profondità. E intercetta Gervasi. Opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Daniel. Prova il Cidoti. filtrante. Cerca spazio. Palla, non ce ne madonna, non era facile. Queste situazioni in cui però c'è palla superiorità recupera. numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Grande Il Cannistra. guardaline ha alzato la bandiera. Vai fuori Zincaro. gioco. Il portiere la calcia lontano. Palla. Vuole la profondità. Palla. Dai, palla però. Lancio lungo del portiere. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Tocco morbido. Ecco il lancio. No, Madonna. Intervento a liberare. Dunque, rimessa laterale.
No, ma palla ha problemi, ragazzi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Vai, Daniel. Il Duca. Cannistra. Vede palla. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Messaggio subliminale di Heyman. Decide di allargare il gioco. Situazione spinosa, Daniel. Ma il suo intervento è stato provvidenziale. A via di forza. Guy. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Deve passare sto momento. Prova a verticalizzare. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Sidot. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Palla. Vuole la profondità. Se la cava la difesa, allontana la palla. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Dai ragazzuoli. Heyman, Guy. Fallo su Guy. Fallo su Guy! Dai, Heyman si incazza, è frustrato. Non ne può più Heyman di questo trattamento. Non ne può più Heyman. Non ne può più Heyman. Terence. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Terence. Decidono di giocarla all'indietro. Non ne può più. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla. Allarga sulla fascia. Palla per Terence, no, di testa chi c'è? Incornata! Non ci credo, stava regalando un sogno. Non è andata certo a buon Siamo fine. proprio sfortunati, ragazzi. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Quanto manca il Kuma, mamma mia. Quante partite poteva risolvere l'asso veneziano. Palla per Heyman. Questo deve essere gol, Heyman, non puoi mangiartelo. E non lo mangia. Grande Heyman. Grande Heyman. Grande Heyman. Azione rapida e letale. Il Venezia e il contropiede. Grandissimo assist di palla, si è svegliato palla. Quando partono così in velocità non li prendi più. Non esulto chiaramente. 1-0 nel caso. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Cerca spazio. Dai ragazzi, andiamo avanti nemmeno in Europa League. Palla giocata alta finirà sulla fascia. Momento. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Finalmente si è svegliato palla, almeno con gli assist. Non ha ancora segnato un gol in carriera. Gervasi, Sidot. Cannistra, bravissimo il Canni. Riceve un pallone interessante e sbaglia completamente il suggerimento. Bella rete di passaggi. Primo tempo che si conclude dunque qui. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico. E credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Il Venezia deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Anche sta partita di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo quindi rischioso. C'è tanto cuore in questo Venezia. Palla, vediamo se è un po' galvanizzato. Palla, la mette sulla fascia. Ancora un ottimo intervento di Daniel Andrew. La mette sulla fascia.
Bravo Mito. C'erano diversi compagni pronti là davanti, Kroos però è stato impreciso. Troppa fretta di buttare il pallone in mezzo. Vai maestro, palla. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Bella apertura. Appoggia il pallone largo con eleganza. Palla. Cannistra, vede Daniel Andrew. Ha spazio sulla fascia. Pallone in mezzo. Eyman di testa, bene, ottimo l'intervento che allontana. Palla. Riesce ad intercettare. Terence, peccato. Ottimo disimpegno, la spazza via. Prova la giocata nello spazio. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Vai ragazzuoli. La mette in mezzo. Il maestro non ce la fa, non si sta, pallone verso l'area di rigore, si incazza il maestro. Nessuno è riuscito ad arrivare. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. La picella fuori. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Terence. Ancora Terence. Cannistra. Daniel. Prova il filtrante. Daniel per Eyman. Eyman vuole la doppietta. Eyman vuole chiuderla. Eyman vuole chiuderla. Non la... Perfetta la parata. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Speriamo di non pagarla, ragazzi. Eyman. Libera tempestivamente. Pintus. Non perderla, Pintus. Non perdermela là. Bella palla. No, ad allargare il gioco. Di merda. Bravissimo Gervasi, bravissimo Gerva. Va bene, va bene. Cerca spazio. No. Da lì può segnare. No. Se ne va. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Mamma mia. Bravissimo Mit. Terence. Vuole la profondità. No, Terence la passa al nulla. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. La butta in mezzo. Bravo Gervasi, ma rimane ancora loro. Vuole la profondità. Rimane palla ancora in loro. Per il compagno. Riceve in ottima posizione. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Lungo passaggio in avanti. Terence di testa, pallone bravo, intercettato. ancora palla. Intervento davvero provvidenziale. Ancora palla recupera Api. Zincaro, mancano 10 minuti. Prova il filtrante. In questa azione mancata un po' di inventiva forse. Cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Bravo Api. Terence. Troppo lunga Terence, no, questa è sanguinosa. Questa è sanguinosa. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Credo che abbia avuto troppa fretta. Avrebbe dovuto agire con più calma in questa circostanza. Ragazzi, noi siamo una squadra di palleggiatori, non posso gestirla passando, la perdiamo. Prova la giocata nello spazio. Eyman, bravissimo Eyman di fisico, incredibile Eyman di cuore. Eyman di cuore, fallaccio su Eyman, non ce la fa più Eyman. Non ce la fa più Eyman. L'arbitro va a dirgli due parole e qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. E c'è l'ennesimo calcio piazzato. Palla in profondità Terence. sulla fascia. Prova a saltare il centrocampo. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Prova a metterla subito in aria. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Terence ancora per Eyman Gai. Ancora per Gai. Si libera la grande. C'è la palla lunga in avanti. Gervasi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione.
Pallone morbido verso la fascia. Cannistra, bravissimo, no, su ostacola con Heyman, ma la recupera. Allarga sulla fascia. Sidoti con un cuore grande. Sidoti per Daniel. Attenzione! Il maestro, peccato ma si va a vincere. È mancato poco, proprio alla fine. Vittoria in Questa Belgio. Questa di fatto era l'ultima azione della gara, finisce qui. Mia, una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Una vittoria risicata, una vittoria pesantissima. Ci sono 3 punti d'oro per la qualificazione. Vediamo la classifica. 9 punti, è quasi fatta, ma non è ancora fatta. È incredibile, basta un punto comunque. Mamma mia, non è ancora fatta, manca un punto. Venezia-Inter, partita durissima, vado un attimo in bagno. Arrivo subito, raga. Ok ragazzi, scusate, eccoci qua. Siamo contro l'Internazionale. Che notizia! È tornato il Kuma. Proprio contro l'Inter. Proprio contro l'Internazionale. Adesso, non mi interessa del recupero, parto subito titolare. Adesso sono cazzi adesso. Sono cazzi per voi, ma proprio grossi. Sono cazzi grossi. Son tornato e adesso vi spacco il cazzo. Son tornato e adesso vi spacco il cazzo. Son tornato e adesso vi spacco il cazzo. Notte Dark. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno. Ragazzi, non vi dico quanto sono incazzato. Ci siamo quasi, tra poco inizierà la partita. Torna Veneziano dopo un Venezia stop e Internazionale quasi 3 mesi. Veneziano incazzato nero. Palla in profondità sulla fascia. È chiaro che tutti a bomba, sì, è chiaro che sarà dura subito ritornare al top. Già ero fuori forma all'inizio. Piano piano. Il portiere la calcia lontano. E intercetta opportunamente. Sì, aspetto il bode o era pericolosa. Heyman. Cerca spazio. Veneziano incazzato col mondo. Veneziano incazzato cerca col di sfruttare mondo. lo spazio sulla fascia. È incazzato con chiunque. Buono il cross tagliato. Ha detto che non vuole lasciare dichiarazioni finché non si ritrova. Ha messo bene in capocannonieri. Ma una squadra come già gasata, guardateli. È tornato alla punta di riferimento, è tornato gravità zero. Cerca la profondità sulla fascia. Devastante. Lungo passaggio in avanti. Prova il filtrante. È stupendo di vedere il Kuma in campo, è bellissimo. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Fa sesso da guardarlo. Mamma mia, è proprio la cosa più bella del mondo vederlo in campo. Dai. No, Grizzly, mamma mia. Alerek. Attenzione! E passa. Mito. Il portiere dice di no.
vuole la profondità. Striscione per il Cume a Sant'Elena. Ecco che parte il cross. Cume, sei tornato. Il sogno prosegue, il sogno continua. Bellissimo striscione. Veneziano lì canta la curva, il veneziano risponde con un gesto di calma. Vuole segnare prima prova e poi si festeggia. Terence. Fallo su Terence, chiaramente al limite. Non mi è sembrato regolare. Il Cume chiaramente deve tornare un po' in forma perché è chiaro che l'infortunio è stato grosso, 3 mesi fuori. Cerca non è facile. spunto. Veneziano. Veneziano! Sono Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Il Cume fa le prove di gol per Veneziano, prove di gol per il Cume. Si riparte con un fallo laterale. Il Cume fa le prove. Oggi non si finisce Ranocchia. finché non si segna. Vai, attenzione Alexandro, il rumeno, mamma mia di poco. Veneziano sta guardando la curva dei pochi tifosi nerazzurri. E il Cume incazzato nero. Eyman, la La difesa prendista. sventa il pericolo. Palla larga in profondità. Eyman Gai. Scodella il cross. Eyman Gai. Finisce in rete. È tornato gravità Arriva zero. così il gol del vantaggio. Sono tornato. Bello il cross, Sì, ottima cazzo. conclusione. Grande Eyman. Ottimo questo 1-0. colpo di testa, Non è finita preciso ed efficace. E non è finita La qua. traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Mamma mia, è tornato Si subito, ricomincia mamma mia, dall'1-0. Che bestia di uomo. Ma è la cazzo. sua natura, quando la squadra ha Mamma bisogno mia, che non bestia c'è. di uomo. Che bestia di uomo. Se ne va. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E adesso sto Venezia, non lo ferma C'è più nessuno. mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Ranocchia. Attenzione, vediamo Prova l'immagine dopo traversone il dalla gol. tre Il Cume quarti. si è messo a piangere, è stata dura. Il Cume si è Ha messo a provato piangere l'azione dopo il gol, individuale dopo senza 3 mesi successo, fuori. però. Bellissima scena al Sant'Elena. E guardate Eyman come lo accarezza. Bellissimo. E non è finita, ragazzi. Queste situazioni in cui c'è Eyman vede superiorità Veneziano. numerica vanno Questo sfruttate l'abbiamo già visto tante decisamente volte. meglio. Calcio di Fallo. punizione. Mamma mia che Cume, questo è da rosso. Il Ultimo fallo è stata uomo, la questo è da conseguenza rosso. di una Questo situazione è di da estremo rosso. pericolo. No, La neanche difesa era bonito, scoperta vabbè. e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Eyman vuole I dimostrare che il difensori calcio è dovranno poesia provare in in qualche movimento. modo a salvarsi da questa situazione. Tutta l'arte del calcio in questo gol. Tutta Eyman Gai, l'emozione, primo tutta gol su l'arte dei punizione. giocatori. E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. Non ci credo. Gol su punizione di Eyman. Sembrano avere il totale controllo della gara. Segnatelo per Una Agi. traiettoria strepitosa. Mamma mia ragazzi, è Tecnicamente tornato il perfetto, Cume. non E si c'è che vede. dire. Ha messo la palla esattamente Mamma dove mia. voleva. Mamma mia, chi si ferma più? 2-0 E chi si dunque. ferma più? Un gol determinante. Attenzione. Con due Per reti di Veneziano. scarto possono Il anche Cume. permettersi di gestire la partita. Ottima la parata del portiere. Siamo Lui è stato tornati bravissimo. Questa è una grande parata. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È Siamo l'incubo tornati di ogni bene. difesa. Gli avversari Il sono Cume prende la tentati di punizione marcarlo a del uomo pennello. e questo permette ai suoi Eyman compagni di ancora. sfruttare gli spazi che crea. Palla in Siamo- avanti verso il compagno. Siamo tornati. Prova a Terence. verticalizzare. Prova il filtrante. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo Dai, ed è raga, riuscito dai. ad anticipare l'avversario. Passiamo a Eyman formali. Ricordate Poteva dove essere un scriverlo contropiede assolutamente, interessante questi questo. cani da best Peccato. goal. Cerca spazio. Da lì può concludere. Mito para tutto. Siamo tornati, basta. E l'arbitro manda tutti a Siamo prendere un tornati. teccato. Juve Si trema. chiude così il primo tempo. Juve trema. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento per la verità c'è stata una superiorità Grande evidente. Paul, veneziano. Candreva. 2-0 con l'Inter, 2-0 con l'Inter. Veneziano. L'Inter arriva a questa partita dopo un risultato Veneziano positivo, recupera frutto della l'ennesimo grande pallone. intelligenza tattica Mamma del come è proprio ritornato il allenatore. Cume. Beh, di sicuro non ha avuto paura di osare, di correre rischi. E ha fatto benissimo perché alla fine le sue scelte sono state determinanti. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare Aleric pronto c'è. con l'anticipo. Va bene. Ok. Prova la giocata nello spazio.
Vai Kume. Peccato. Icardi. Mattias Vesino. Allarga il gioco a destra. Dai. Ha la possibilità di andare verso la porta. Occhio. Può provare. Bravissimo. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Niente, sappiamo che Nivi non è il nostro pane quotidiano. Ragazzi, dopo questa però C'è spazio, occhio. chiudo, perché Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Era una situazione di pericolo e sono stati costretti a risolvere il problema con un fallo. Anche se non dovrebbe succedere, a volte è l'unica soluzione possibile. Quanto ci voleva. Occhio al tiro. Grande ancora Mito. Il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Prova il filtrante. Veneziano è ancora nel veloce. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Ma dove? Vai. Vuole la profondità. Vai Veneziano. Ottimo pallone in profondità. Veneziano. Si vede che ancora non è il top, però tanto la cazzata. Ma col Kuma gioca bene tutta la squadra, c'è poco da fare, magari. Peccato in offside da guardalinee. Se tua moglie torna tardi, c'è la bomba. Sì, ci sarà dunque un cambio per qualche istante. Gervasi. Niente da fare, non passa. Prova a passare la difesa. No, grandissimo pallone Veneziano. Guadagna Veneziano. Colpisce il pallone. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Grande lettura del gioco e ottimo utilizzo degli spazi. Meritavano il gol. Se tua moglie torna tardi, e poteva segnare anche stavolta. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Torna tardi, se la tromba bomber Prova il filtrante. Veneziano ancora. E trova bene il compagno. Ha provato una cosa un po' illegale, Veneziano. Cambi. Veneziano è stanco, lo togliamo perché non deve affaticarsi troppo. Anche Eman è stanco. Proviamo Cannistra avanti. Togliamo anche Terence e mettiamo Daniel e Andrew Mayweather. C'è movimento lì a bordo campo e dunque standing ovation per il Kume, bellissimo. Il Kume piange ancora, ma sempre che lo accarezza. Belle scene. Se tua moglie torna tardi, se la tromba bomber Valero. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Prova a saltare il centrocampo. Cannistra. Tega il duro ma efficace. Prova a metterla subito in aria. Giangrosso. Prova il tiro. Grizzly così, C'è la palla lunga in avanti. Peccato. Si libera la grande. Un po' calati. Esce il Kume. Palla esce il Kume. E c'è il gol. Calma ragazzi, ci pareggiamo questa a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in Alessandro. partita. Miccarelli. Candreva apre il conto dei gol per questa stagione. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Questo è fondamentale da vincere. Se non vinciamo questa, crolliamo in un baratro. Passaggio in avanti. Valero cerca di pescare il compagno là davanti. Allarga sulla fascia. Perisic. Alenic.
Decide di sfruttare la fascia. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Prova la giocata nello spazio. Cannistra. Mamma mia, numero di cannistra. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca spazio. Passaggio intercettato. Lancio lungo del portiere. Occhio. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Passaggio sulla destra. No. Bravo Canni. Vai Miche. Vuole Miche il lancio cosa si filtrante. inventa? E trova il compagno. Peccato. Ottimo disimpegno, la spazza via. Michelotto ancora, grandissimo. Sono alla Maurizio. ricerca di uno spunto per far male agli avversari. No, si va a E vincere. l'arbitro dice che può bastare. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità, punti in d'oro, cui riesce ritorniamo a spesso a vincere. sfondare proprio per vie Voleva centrali, Mangai, mettendo gli in avversari campo, in grande giustamente, ha fatto difficoltà. un partitone. Veneziano torna al gol subito. Siamo tornati ragazzi e torniamo in zona UEFA Champions League. Raga, che dire, io sono esausto. Come sempre grazie a tutti, penso che registreremo anche domani forse. Purtroppo essendo preso così non posso, se non esco perché non voglio rischiare per il lavoro. E niente raga, saluto a tutti. Sta diventando una droga sta serie, qua veramente torno single. È qualcosa che va al di là. Siamo a dicembre. 3 salvataggi. Ragazzuoli, un saluto dal comandante veneziano. Notte a tutti, vi voglio bene, siete fenomenali. Un abbraccio. Ma Paul Heyman segna di su punizione perché è bello o la punizione è entrata per la perfezione eymaniana? Queste sono altre storie. Ciao!